Perfetto. Bene, in questa meravigliosa giornata che speriamo si trasformi in una giornata di sole, perché il tempo ci ha fatto un dispetto anche stanotte che ha piovuto ancora, vi do il benvenuto da parte di Veneto Agricoltura nell'azienda Sasse Rami di Ceregnano, provincia di Rovigo. È una delle 4 aziende pilota dimostrative di Veneto Agricoltura. Sapete, le altre sono l'azienda Diana a Mogliano, l'azienda di Valle Vecchia e c'è un'azienda di montagna, una piccola azienda di montagna che è l'azienda di Vigliago in provincia di Belluno. In questa azienda in particolare però abbiamo ospitato le prove di cui avete sentito parlare anche ieri durante il convegno, la giornata di colloquio che è stata molto riuscita e molto partecipata ed è l'azienda che ospita forse i sistemi più sviluppati da un punto di vista delle soluzioni di sistemi silvoarabili nella nostra regione. Non torno sugli aspetti tecnici che poi vedrete oggi sviluppati sul campo in maniera molto più estesa. Ci sarà la possibilità ovviamente di interloquire in continuo, perché la visita in campo ha questa funzione qua, quindi prendetela come una cosa non formale ma molto colloquiale. Chi ha dubbi o indicazioni o suggerimenti sono sempre benvenuti. La giornata è scandita molto bene, poi Anna, la dottoressa Anna Panozzo dell'Università vi dirà quali sono un po' gli aspetti organizzativi. Per descrivere brevemente questa azienda, che è un'azienda ordinaria, quindi non fa solo agroforestazione, ma fa anche attività agricola ordinaria, sempre però in ottica sperimentale. Sapete che tutte le nostre aziende hanno circa una metà delle superfici dedicate a agricoltura conservativa e rigenerativa e l'altra metà invece ha una coltura ordinaria per poter fare poi una serie di confronti e una serie di prove. Gli istituti di ricerca sono sempre benvenuti e in questo caso, questo lo voglio sottolineare, c'è stata una sinergia veramente unica, nel senso che su questi campi sperimentali che vedrete stamattina hanno lavorato diversi dipartimenti dell'università, ha lavorato il CREA, hanno lavorato veramente l'Università di Torino. Direi che abbiamo coinvolto una serie di gruppi di ricerca che ha consentito di chiudere un ciclo dal quale io mi auguro, ma penso che tutti siamo d'accordo su questo, verrà fuori una mole di dati sul tema dei sistemi silvorabili di pioppo che forse resterà unica in Europa, perché non mi risulta ci siano dei lavori così completi dall'impianto fino all'esito sul mercato del materiale prodotto, con la trasformazione. E vedrete poi tutte queste cose durante la giornata. Brevemente do la parola al capo azienda Stefano Nale, che vi descrive molto sinteticamente questa azienda, dopodiché cominciamo la giornata. Ringrazio della parola, grazie dottor Coreale e buongiorno a tutti intanto e bentornati, anche visto che questa è la seconda edizione che facciamo in campo in azienda Sasserami. E appunto ecco l'azienda, come ha introdotto ecco il dottor Coreale, ecco un'azienda diciamo che è ordinaria per quello che riguarda la coltivazione dei seminativi e la parte di agroforestazione è uno degli aspetti che in azienda appunto è un laboratorio a cielo aperto che oggi avete l'occasione di vedere in un momento fondamentale nel momento appunto del primo taglio che abbiamo durante la giornata. Ecco, l'azienda Sasserami appunto è un'azienda che ospita, è un'azienda pilota dimostrativa, quindi ospita una grande varietà diciamo di prove sperimentali, quindi a pieno campo, e è un'azienda infatti di circa 200 ettari, siamo due corpi, infatti il nome è composto dalla zona Sasse dove siamo adesso e la zona Rami a circa un paio di chilometri da qua. È un'azienda che l'ordinamento è quindi classicamente un seminativo, ma un'azienda mista, quindi ospita sia le colture, quelle che vengono sostanzialmente coltivate a pieno campo, quindi abbiamo una rotazione di frumento, mais e soia, alcune prove anche di sorgo, di girasole, dove qui si inseriscono tutta una serie diciamo di aspetti agronomici che vengono valutati nel corso del tempo. Infatti vedremo nei vari focus ecco proprio in maniera approfondita tutto quello che viene effettivamente svolto nell'azienda.
Non solo, l'azienda ospita anche un allevamento di tipo conservativo, è un allevamento di conservazione delle razze avicole venete, quindi un allevamento molto importante dove le razze vengono quindi tutelate e mantenute in conservazione. Sono circa 1 migliaio di capi di tutte le razze che la Regione Veneto tutela e mantiene e tutela per tutte le altre aziende anche. E abbiamo anche un frutteto sperimentale, non solo di conservazione ma anche di nuove cultivar, valutazione di porti innesti, valutazione diciamo di aspetti agronomici legati appunto anche alla novità che nel settore diciamo della frutticoltura ecco, vede ecco, in questa diciamo ormai nicchia per la zona, però ecco un punto importante anche sotto questo aspetto. Tutta l'azienda è impegnata alla parte di agricoltura conservativa, agricoltura rigenerativa e agricoltura di precisione. Abbiamo anche aspetti di valutazione di irrigazione di precisione, c'è anche un ranger che uno dei pochi, diciamo l'unico che ha un aspetto diciamo, studiato dal punto di vista della variabilità in maniera così importante, dal punto di vista dell'irrigazione di precisione e l'irrigazione variabile. Ecco, questo è solo brevemente, insomma l'azienda ospita tantissime altre prove anche dal punto di vista con i vari enti diciamo, di ricerca anche del confronto varietale su frumento e su soia, quindi aspetti molto importanti che in realtà di queste, come nella zona ecco, permettono di avere diciamo, un focus importante e mantenere, diciamo, avere il punto di riferimento anche per quanto riguarda una delle funzioni diciamo, che Veneto Agricoltura è quella di diffondere tutte le varie dati e informazioni che si riescono ad ottenere e che c'è una mole di persone, una grande mole di persone che portano avanti e permettono di recuperare tutti questi dati. Ecco, non mi aggiungo nient'altro, ecco, solamente alcuni aspetti tecnici, ecco, abbiamo allestito le aree di cantiere in maniera che si possano visitare in completa sicurezza. Ovviamente, ecco, per tutti gli aspetti specifici, eccetera, nei cantieri in movimento si aspetta la fine del cantiere, diciamo, per eventualmente ecco, visionare le macchine più da vicino per chi ha necessità anche di avere qualche informazione in più. Ecco. Noi siamo a disposizione per qualsiasi domanda, per qualsiasi chiarimento e buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Allora, passo brevemente la parola ad Anna Panozzo per descrivere come si svolgerà questa giornata. Grazie, buongiorno a tutti e ben ritrovati per chi era presente ieri. 2 parole su come si organizzerà la giornata. È organizzata come una passeggiata con delle tappe nei punti di maggiore interesse dell'azienda, che sono destinati a 4 focus principali, come avete visto dalla locandina. Parleremo nel focus numero 1 di cloni MSA e di sfide della filiera del pioppo. Nel focus 2 parleremo di agroforestazione con pioppo e seminativo, e dove citeremo alcuni dei principali risultati e dati che sono emersi da questa sperimentazione. Poi ci sarà il cuore di questa mattinata, che è appunto l'attività dimostrativa di abbattimento dei pioppi, e nell'ultima parte della giornata faremo la passeggiata un po' più lunga per arrivare al campo di comparazione clonale di Paulonia. Nella prima ora ci occuperemo del focus numero 1 e numero 2. Per facilitare l'interazione con i relatori ci divideremo in 2 gruppi, quindi un gruppo 1 più o meno cerchiamo di creare dei gruppi omogenei, un gruppo 1 che si ferma subito qui in Pioppeto seguendo il cameraman, e il gruppo 2 che mi seguirà per invece andare nel focus numero 2 dedicato agli risultati e alle esperienze del progetto di ricerca. Poi ci invertiremo, quindi il gruppo 2 ritorna qui in Pioppeto e il gruppo 1 ci segue nella parte del seminativo, questo appunto per creare una discussione, facilitare una discussione. E poi ci sposteremo invece tutti assieme. Capite bene che l'attività di abbattimento non è ripetibile, quindi in quel caso ci muoveremo tutti assieme nella parte centrale di questa mattinata dove si svolge l'attività dimostrativa, e nuovamente nell'ultima parte della giornata tutti assieme faremo la passeggiata per arrivare al campo di comparazione dei cloni di Paulonia. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Pier Mario Chiarabaglio del CREA Foreste Legno di Casale Monferrato, è un centro di ricerca che si occupa di piopicoltura in particolare, e abbiamo collaborato alla realizzazione di questo impianto sperimentale a confronto con i filari che vedremo oggi. Questo è un esempio di piopicoltura tradizionale con dei cloni a confronto. Ci sono delle parcelle di
La spaziatura tra le piante è 6x6, quindi un pioppeto tradizionale, messo a dimora nel 2018, quindi ha fatto 7 anni. Ci sono 12-13 cloni a confronto. C'è il clone tradizionale 214 e molti cloni MSA. Per chi non c'era ieri, i cloni MSA sono quelli che sono stati denominati a maggior sostenibilità ambientale perché sono resistenti alle principali fitopatie del pioppo, che sono l'afide lanigero, la venturia, quindi la defoliazione primaverile, la bronzatura e le ruggini. Questi cloni MSA, di cui devo raccontarvi qualche cosa perché sono l'innovazione che è stata introdotta da poco, in realtà la denominazione clone MSA deriva da un progetto che era stato finanziato dalla Regione Lombardia, in cui erano stati testati appunto alcuni cloni resistenti alle malattie che ho detto, e alla fine del progetto sono stati individuati una serie di cloni e proposti poi dapprima da Regione Lombardia e poi a livello nazionale dall'Osservatorio Nazionale del Pioppo, con un decreto del Ministero dell'Agricoltura, e registrati come resistenti a queste malattie e avversità. È un'introduzione nuova, esiste solo per l'Italia ed è molto importante per quanto riguarda tutti gli aspetti ambientali. Essere resistenti a queste principali avversità vuol dire fare meno trattamenti, vuol dire che la parte grossi trattamenti che vengono fatti in chioma o lungo il fusto per combattere l'afide lanigero o la bronzatura, che è tipica, sono due avversità tipiche del clone 214, che è il più diffuso in Italia e diffuso anche in altri paesi del mondo come la Cina, l'India e il Sud America. Tutti questi trattamenti in chioma, dicevo, non vengono più fatti con una convenienza ambientale elevatissima e una convenienza economica importante per gli agricoltori. Sono cloni in parte nuovi. Qua in questo impianto sperimentale ci sono dei cloni che sono stati proposti all'iscrizione al Registro Nazionale di Materiali di Base solo quest'anno, per cui è tutta una parte di cloni innovativi per il settore della bioapicoltura. Sono innovative e si stanno studiando delle tecniche anche per la potatura, perché questi cloni sono tutti altamente produttivi. Tutti i cloni MSA producono più del clone tradizionale 214, però sono molto meno conosciuti, sia dal punto di vista culturale, soprattutto per le potature, dicevo, sia dal punto di vista di trasformazione da parte degli industriali. Ieri pomeriggio con alcuni di voi è venuta fuori la discussione sul fatto che i cloni MSA non sono ben accetti all'industria di trasformazione. Questo è una realtà, è vero. I cloni MSA al momento sono tutti più pesanti del clone tradizionale 214, e una delle caratteristiche tipiche della bioapicoltura è proprio avere dei pannelli compensato leggeri perché il settore in cui vengono utilizzati con pregio, cioè con una valorizzazione piuttosto elevata, è il settore dei caravan e dell'automotive, dove la leggerezza è un fattore importante. La parte utilizzo per produrre mobili è meno legata alla leggerezza. Comunque gli industriali apprezzano molto la leggerezza e conoscono benissimo il clone 214 perché è un clone che ha 80 anni, quindi è conosciuto per quanto riguarda tutti i ritiri durante la lavorazione, la sfogliatura del pioppo e l'essiccazione dei pannelli, dei fogli. Si hanno dei ritiri di questo materiale e per i cloni 214 sono tutti ben conosciuti. Per tutti gli altri cloni più nuovi non sono conosciuti, sono pochissimo conosciuti. Per la maggior parte dei cloni MSA pochi impianti sono giunti a maturità e quindi c'è poca conoscenza dal punto di vista della trasformazione.
Abbiamo parlato delle potature, che sono ancora un problema. La collega Sara Bergante sta cercando di mettere a punto delle tecniche di contenimento, cioè di mettere in efficienza le potature, perché sono una problematica ancora da studiare. Ieri sempre è venuto fuori un problema importante che l'industria ha notato su uno dei cloni MSA, che era cioè forse è ancora il più diffuso, uno dei più diffusi tra i cloni MSA attualmente. Questo dà dei grossi problemi di potatura, perché essendo così vigoroso continua a ricacciare anche dove è stato potato e crea sui fogli delle problematiche di nodi aperti che sono un difetto importante, che l'industria con cui abbiamo fatto le prove di trasformazione attualmente ci ha ancora ricordato, importanti. Dico due parole ancora sulla prova che abbiamo fatto la scorsa settimana di lavorazione delle prime piante che abbiamo abbattuto sia in Pioppeto sia in Filare, e poi magari lascio la parola a Gianluigi Pippa, che è un piopicoltore, che anche lui sta provando un po' queste novità. Allora, abbiamo fatto un abbattimento di gli stessi cloni che erano poi in Filare nella prova di agroforestazione e anche in Pioppeto, e stiamo confrontando insieme all'Università di Torino i risultati di queste prove di trasformazione con i dati e una valutazione qualitativa che ha fatto l'industria di trasformazione stessa. Abbiamo contato il numero di fogli che sono derivati dalla prova di sfogliatura e abbiamo visto che le piante in agroforestazione hanno prodotto il 30% di fogli in più rispetto alle piante in Pioppeto. Questo perché le piante in agroforestazione erano decisamente più grandi. Questa prova è stata fatta solo sul primo toppo, fino a un toppo lungo 2,60 m, e la resa è stata veramente interessante, soprattutto perché dovete pensare che il primo toppo è quello più pulito dai rami e quindi è quello che viene valorizzato meglio economicamente sia per il biopicoltore che per l'industriale, cioè viene sfogliato con un spessore più ridotto, perché viene utilizzato per fare le facciate dei pannelli compensati, quindi un alto valore per questo tipo di assortimento. Altri risultati che sono venuti fuori dalla prova di sfogliatura sono che l'azienda, la ditta Cima, ha identificato alcuni cloni derivati dalla prova in agroforestazione interessanti per loro, che sono, l'ho scritti ieri, Monbello, Aleramo e Moncalvo. Il clone Tucano non era stato ancora lavorato, però sembra che abbia dato, nelle prove di sfogliatura che sono state fatte negli scorsi giorni, dei buoni risultati anche lui. Un aspetto interessante sul quale io avevo alcuni dubbi, la prova in agroforestazione, sul filare le piante erano messe a una spaziatura di 6 metri anche lì, che visto l'accrescimento molto forte che hanno le piante in filare, dovuto sicuramente alla capacità, al fatto che gli alberi hanno una chioma fotosintetizzante che non in competizione come in Pioppeto, quindi hanno molto più spazio per produrre, per fotosintetizzare, quindi per produrre più materiale, e inoltre, è stato detto ieri, si avvantaggiano anche, potrebbero avvantaggiarsi delle concimazioni e delle irrigazioni fatte per le colture agrarie. Le piante sono decisamente cresciute molto e iniziavano già quando le piante sono molto fitte, cercano la luce, quindi si divaricano un po' una da una parte e una dall'altra, quindi c'era un effetto di competizione per cui le piante si storcevano un po' una da una parte e una dall'altra, con formazione di legno di tensione, che è una caratteristica negativa per lo sfogliato. Durante la prova di sfogliatura abbiamo visto che questo legno di tensione non è stato ritenuto dall'industria di trasformazione una caratteristica negativa, cioè la presenza di legno di tensione era minima e
anche in presenza di questa minima quantità di legno di tensione, i fogli sono stati classificati di prima, quando non c'erano degli altri difetti particolari. Questi sono aspetti molto interessanti che sono i primi risultati. Non abbiamo ancora una ripartizione completa di tutti i fogli nelle 3 classi di sfogliatura che la ditta ha fatto, e non abbiamo ancora indicazione sui ritiri che anche lì abbiamo misurato, ma non abbiamo ancora una valutazione dei ritiri di questo tipo di assortimento. Lascio la parola a Gianluigi. Sì, 2 parole. Io sono Gianluigi Pippa, sono un piopicoltore e rappresento i piopicoltori di Confagricoltura del Veneto. Faccio parte anche dell'Associazione Piopicoltori Nazionale, dove rappresento sempre il Veneto, a Milano, in questo caso la sede dell'associazione. Io pensavo di parlare un po' del mercato del pioppo in questi ultimi anni. È stato un periodo di grande crisi dei valori del pioppo. Le fabbriche pagavano poco la singola pianta, quindi noi piopicoltori non abbiamo piantato per una quindicina di anni, e quindi è un mercato ciclico. Fino al 2010 c'erano in Italia 40.000 ettari circa rispetto ai 160.000 e 180.000 degli anni 60-70. Col fatto che le industrie non pagavano i pioppetti e non c'erano contributi per l'impianto all'epoca, c'è stato un crollo delle coltivazioni di pioppo. Questo ha fatto sì che è stato un momento in cui c'erano poche piante mature e tanta richiesta da parte delle industrie, quindi i prezzi si sono alzati, e quindi è un andamento ciclico del mercato del pioppo, perché quando c'è richiesta e quindi i prezzi crescono, tutti piantiamo, non c'è una programmazione, una costanza di impianto. E ultimi anni, infatti, col fatto che sono cresciuti i prezzi, sono piantato un po' tutti, e adesso siamo ai 60.000, quasi 65.000 ettari di pioppetti in produzione, in allevamento in Italia. Questo porterà magari tra 10 anni a avere magari un abbassamento del prezzo col fatto che c'è una maggiore produzione, anche se la maggior parte delle piante lavorate in Italia vengono dall'estero, più del 50%, perché non ce ne sono abbastanza ancora. Questo è un momento un po' particolare per le industrie, perché c'è un po' di calo di richiesta del compensato, e quindi le industrie hanno ridotto un po' gli acquisti, tendono a acquistare più le piante belle, più il 214, che le piante non perfette, e magari anche con i cloni MSA che hanno dei problemi che diceva prima Pier Mario sul fatto della mancanza di omogeneità. Loro vorrebbero tutto omogeneo, tutto 214, per riuscire a lavorare senza intoppi, senza fermare le macchine per cambiare il clone. Quindi adesso in Veneto, per dire, siamo ritornati ai valori che erano prima del 2010, siamo circa 6.000 ettari in tutto il Veneto di piante. Altri problemi dei pioppetti, del pioppo, sono gli alti tassi di interesse che sono raggiunti questi anni, perché una spesa di impianto fatta oggi a 10 anni cambia molto se l'interesse è alto o se l'interesse è basso. Se è basso non influisce molto sul valore finale, se invece con l'interesse alto è un problema, insomma, di portare alla fine la matematica finanziaria è quella, insomma. E poi che altro dire? Altre sfide sul programma, o le sfide del piopicoltura. Io parlerei anche di sfighe, perché adesso c'è un problema col New Deal della Comunità Europea. È previsto la rinaturalizzazione dei fiumi, delle aree sensibili. Noi abbiamo i pioppetti lungo il Po. Secondo noi è un valore aggiunto, perché il pioppetto preserva il terreno, dà una materia prima strategica per l'industria del territorio, dà un basso impatto ambientale, perché ormai i trattamenti non ne facciamo quasi più, a prescindere che siano cloni MSA o anche 214, perché il clima è un po' cambiato, non esistono più principi attivi autorizzati, quindi di conseguenza non facciamo quasi più trattamenti, e non si fanno più diserbi, è un bassissimo impatto ambientale, preserva il terreno, impedisce le acque di piena, in caso con le acque di piena là un libero deflusso delle acque, dà un aspetto positivo di fitodepurazione, una protezione del suolo,
anche una buona biodiversità sul fatto se lasciamo la copertura vegetale durante le stagioni magari di non competizione per l'acqua. Quindi per noi è un valore aggiunto il pioppetto anche in queste aree sensibili e speriamo di poter continuare la nostra attività. Come prospettive è sicuramente una coltura che dà virtuosa, che dà una materia prima strategica per tutta la filiera del legno arredo in Italia, che merita di essere seguita e appoggiata, insomma, ecco. Non so se avete domande o altro, siamo qui. Sì, domande, dubbi, curiosità. Qui si è parlato del pioppo in linea generale, non quindi del confronto. Magari 2 parole su questo discorso del pioppo lineare, di cosa... Il pioppo lineare secondo me sì, potrebbe essere una rivoluzione anche per tutta la pianura padana, perché se cominciamo a mettere dei filari di piante dove ci sono i campi, non dico dove c'è il drenaggio, dove ci sono le estensioni più, ma la maggior parte del nostro Veneto, per dire, è sistemato a scolline ogni 40 metri. Se immaginiamo ogni scolina un filare di pioppo diventa un cambiamento radicale di tutto il territorio. È una fonte aggiuntiva di reddito, bisogna ben valutare le colture che si mettono nella parte a seminativo, come si diceva ieri, con i frumenti, con l'erba medica, con piante che sono magari su terreni che non sono facilitati dall'irrigazione, potrebbe essere una soluzione interessante. Il numero di piante non è così elevato, però si permette di fare lo stesso il seminativo con un valore aggiunto delle piante, di quelle 40-50 piante per ettaro, che sono 5.000 euro in 10 anni, ecco, che non è male, insomma. Dico ancora. Magari se avete domande, fate domande e parlate voi, non io. Prego. Nel sistema agroforestale le radici del pioppo non entrano in competizione con quelle invece delle specie erbacee? Allora, dipende dalle specie erbacee che vengono coltivate. Abbiamo visto ieri, si è parlato anche del fatto che ci sono le specie autunno-vernine, sicuramente hanno comunque pochissima competizione perché sono sfasate rispetto al ciclo vegetativo del pioppo. Lo strato l'apparato radicale in genere delle specie erbacee generalmente è molto superficiale, mentre il pioppo scende molto di più, per cui in genere non dovrebbero esserci competizione sulle risorse sia idriche sia nutritive. Ci può essere alcune specie, Gianluigi citava l'erba medica, noi avevamo fatto prove in passato di coltivazione del pioppo con erba medica. L'erba medica è una specie che ha una forte esigenza idrica, è un apparato radicale molto diffuso. In caso di carenze idriche l'erba medica è sconsigliata con il pioppo. Per le altre colture che sono state provate qua in rotazione all'interno dell'azienda non ci sono state nessun tipo di competizione, mi sembra. Sì, comunque questo tema, la domanda magari potrà porla anche nell'altro focus, perché lì proprio si affrontano questi temi qua. Ci sono i colleghi dell'Università di Padova che hanno studiato proprio nel dettaglio gli aspetti legati alla competizione, che c'è non tanto per le radici quanto più per ovviamente la luce, quindi comunque verrà affrontato nel dettaglio di là, quindi la invito a rifare la domanda anche dall'altra parte. Invece mi permetto siccome c'era un collega con cui parlavamo prima rispetto al tema del biologico, anche ieri è venuta fuori questa cosa, perché chi ha aziende biologiche ovviamente si chiede se con i cloni MSA allora il tema è ovviamente non se ne può fare un esempio. In questo impianto non sono mai stati fatti trattamenti, se non, se ricordo bene, al primo e secondo anno qualche trattamento localizzato per insetti, ovviamente o di legno, che è possibile fare anche con dei piretroidi, quindi con prodotti che dovrebbero essere ammessi in regime biologico. Quindi mi sento di dire che, pur non potendo fare ovviamente un'ipotesi che sia replicabile ovunque, qui tra l'altro ci sono anche altri pioppetti intorno, quindi potenzialmente c'erano anche degli inoculi e noi non abbiamo
non abbiamo avuto nessun problema, mentre mi possono confermare i colleghi la differenza di reazione ad esempio alla defoliazione primaverile eccetera dei cloni rispetto al 214 qui è stata molto evidente, cioè si è proprio vista il comportamento dei diversi cloni è stato molto interessante perché si è vista proprio la resistenza dei diversi cloni rispetto alle diverse patologie. Ecco, quindi posso dire che in questo caso noi non abbiamo. Il tema delle potature invece è un tema importante perché quello è un elemento di costo supplementare che viene parzialmente compensato, però come abbiamo visto ieri perché era al convegno, dalla minor necessità di trattamenti appunto, nel caso del biologico il problema non si pone, e quindi alla fine i conti sembra che tornino, almeno in queste prime ipotesi che hanno fatto. Altre domande? Perché fra pochi minuti dobbiamo scambiarci con gli altri. No, ma volevo chiedere se si può sapere qualcosa in più sulle potature, sulle sperimentazioni, siccome diceva che si stanno provando varie tecniche per vedere anche di evitare nodi, eccetera. Non so se ci può spiegare qualcosa di più. Ma in realtà posso dire due parole io, porto l'esperienza di qua. Sì, allora noi siamo andati in sfogliatura, esatto, siamo andati in sfogliatura con dei pioppi sicuramente non potati in modo ottimale e ciò nonostante tutto sommato si è riusciti ad avere dei risultati abbastanza interessanti. Questo dipende da molti motivi. Vi ricordo che questa è un'azienda pubblica sostanzialmente, quindi abbiamo delle dinamiche anche rispetto agli incarichi, ai controterzisti eccetera eccetera, che non sono delle dinamiche immediate come quelle che possono essere quelle di un privato, quindi qualche problemino in più ce l'abbiamo avuto. Ciò nonostante, la cosa che si può notare indubbiamente è che in agroforestry, essendo le piante sostanzialmente isolate, sicuramente almeno un passaggio all'anno in più di potatura è necessario farlo. E questo è un costo, su questo non c'è alcun dubbio. E bisogna stare molto più attenti alle spollonature, quindi intervenire prontamente a spollonare quando ci sono i ricacci sul nodo, cosa che è stata citata prima. Direi che questo è forse il problema più... Dopodiché è chiaro che in questo impianto abbiamo studiato proprio anche tutti questi aspetti, ovvero per ogni clone si è valutato quanto era il ricaccio, la forma della chioma, perché poi in agroforestry l'idea è anche che in prospettiva si possa puntare a dei cloni che magari sono più adatti all'agroforestry, cioè al filare, piuttosto che al pieno campo, quindi non è detto che coincidano i cloni adatti a quei modelli lì con questi, e le valutazioni fatte qua sono proprio tese anche a definire quali cloni sono più adatti all'impianto in filare piuttosto che all'impianto a pieno campo. Sì, allora per quanto riguarda la potatura, il problema non è solo in questo momento tra pioppeto e agroforestry, che sono appunto due modelli diversi che portano la pianta a svilupparsi in modo diverso, è anche il problema tra quella che era la potatura che era stata messa a punto per i 214, clone molto coltivato e ben conosciuto, per cui ci sono anche proprio dei protocolli di potatura che si possono seguire, e quello che sta succedendo sui nuovi cloni MSA, che sono cloni molto produttivi, crescono molto, quindi tendono a produrre dei rami che crescono tanto, molto grossi, alcuni cloni anche proprio in modo disordinato. Io ho iniziato da un paio d'anni su un pioppeto giovane a fare delle prove proprio per capire come poter intervenire su questi cloni. Purtroppo la tendenza sembra che sia meglio intervenire in due fasi rispetto alla potatura singola che si fa sui 214, proprio per evitare di togliere tanti rami subito, oppure di non toglierli per evitare di lasciare la pianta completamente senza rami e trovarseli poi alla fine dell'anno successivo troppo grossi con dei nodi che poi non si recuperano più. Intervenendo in due fasi, quindi anche durante l'estate, cerchiamo di accorciare questi rami che tendono a ingrossare molto, lasciare comunque una superficie fotosintetizzante alla pianta, ma allo stesso tempo limitarne la crescita. Non so se questa è la direzione giusta, giustamente forse ai biopicoltori anche non piace molto l'idea di intervenire un'ulteriore volta, quindi insomma cerchiamo nei prossimi anni di capire come fare con questi cloni. È vero anche che adesso, guardando questo pioppetto con molti cloni nuovi, giovani, mi rendo conto che c'è una differenza pazzesca di comportamento
da cloni che hanno molti rami sottili e ordinati, che sono fantastici, a cloni che producono pochi rami giganti, uno qui, uno là a caso, e sono impossibili da gestire. Quindi ci stiamo lavorando. Concordo che questo non è forse il metodo migliore, l'esempio migliore, però insomma si prova. Le piante con 4 rami grossi così. Esatto. Tira via tutto. O tiri via tutto e lasci la pianta senza superficie fotosintetizzante, o li lasci e ti trovi nodi. Quindi E poi facciamo il cambio con l'altro gruppo. Io ho una domanda per Gianluigi Pippa. Per quanto riguarda il mercato del legno, quali sono i principali paesi da cui importiamo il pioppo e più in generale le prospettive di importazioni, come si evolveranno per tutto il mercato del legno in conseguenza dei cambiamenti geopolitici e anche del nuovo regolamento sulla deforestazione? No, magari tu che stai più addentro. Quello che posso sapere è se c'è differenza del pioppo rispetto alle conifere, perché nelle conifere per tutto il nostro legname si taglia e si porta in Austria, la fanno le tavole, poi ci tornano le tavole e perdiamo tutto il valore aggiunto. Nel pioppo esiste una filiera locale di trasformazione, ci sono delle grosse industrie che fanno compensato, quindi il nostro prodotto va a chilometri zero, diciamo così, e viene prodotto con il nostro compensato che va esportato all'estero. Con la guerra e le sanzioni alla Russia e alla Bielorussia c'è stata una gran richiesta di compensato italiano che ha avuto successo, perché sono grandi produttori anche loro di compensato di betulla, di altre essenze, e quindi abbiamo avuto un vantaggio da quel punto di vista lì. Per quanto riguarda la prospettiva, se adesso con Trump è tutto da vedere, tutto da capire, in questo momento comunque c'è una crisi della richiesta di compensato, anche abbassando i prezzi mi dicono non acquistano gli acquirenti perché si è ridotto proprio il consumo, e di conseguenza adesso ci auguriamo tutti che finisca questa fase per poter continuare sul fatto dell'UDR è stato portato avanti mi pare un anno come sulla deforestazione, ma noi deforestazione non mi pare che sia il nostro caso, ma c'era un aggravio burocratico, quello sì, che ti colpirà tutti, e ho visto che esistono già applicazioni, cose per riuscire a lavorare un po' in automatico, ma è un aggravio forse inutile anche secondo me. Come avete già sentito dai miei colleghi, ci troviamo nell'azienda Sasserami, una delle 3 aziende di Veneto Agricoltura, in cui diciamo, è stato ultimamente delineato un percorso di sperimentazione che riguarda le grandi colture. Sono state divise le aziende appunto di seminativi di pianura con una zonizzazione per differenziare in modo uniforme le zone, soprattutto per quanto riguarda il terreno e la produttività. Ci siamo basati su parametri, quelli meno variabili del terreno, quindi il pH, la conducibilità elettrica, la tessitura, la sostanza organica, in modo da differenziare delle zone e poter fare un confronto tra 2 tipi di gestione dei seminativi che noi chiamiamo convenzionale e ACFO, cioè agricoltura conservativa flessibile olistica. Questo al fine di vedere come evolvono i parametri del suolo nel lungo periodo con una diversa gestione. Diciamo che le 2 gestioni hanno in comune comunque la rotazione, perché questa è ormai obbligatoria, quindi la rotazione delle colture, e la difesa comunque integrata, che anche questa è obbligatoria dal 2014. Si differenziano sostanzialmente sul regime di lavorazione e sulla copertura continuativa del terreno. Cioè l'agricoltura conservativa si basa su questi principi, la rotazione, che però comunque ormai è assodata anche nella convenzionale, dovrebbe essere sempre comunque praticata, ma si cerca di intensificare la copertura del terreno
cioè di renderlo e di lasciarlo sempre coperto con l'utilizzo di varie tecniche, tra cui la semina su sodo, l'utilizzo di cover crops, eccetera. E l'altra invece il principio è quello di disturbare il meno possibile il terreno con minime lavorazioni, quindi abolita la ratura sulle parti appunto di conservativa, e si cerca di attuare sempre di più le minime lavorazioni dal sodo a altri tipi di tecniche. E questo al fine di conservare il più possibile il tenore di carbonio dei terreni e anche la biodiversità. Poi oltre a questo intento di conservare possiamo anche migliorare, cioè possiamo accelerare, e allora abbiamo adottato in alcune sperimentazioni delle tecniche per aumentare quindi il tenore di carbonio dei suoli grazie all'emissione di diciamo, matrici organiche di diverso tipo. Abbiamo delle prove in cui si sperimenta l'emissione di gestato da impianti di biogas insieme con un cippato appunto dalle potature di questi sistemi e altre prove che comunque la stessa diciamo agroforestry che comunque dovrebbe aumentare, e poi ce lo racconteranno i nostri colleghi, il tenore di sostanza organica non solo per gli apporti magari di prodotti di scarto come le cippature, ma anche le stesse radici, no, che insistono sul terreno, e le fasce comunque di rispetto che contribuiscono a questo. Quindi l'evoluzione di questi suoli a noi ci sta molto a cuore e la stiamo indagando in varie prove, tra cui anche questa su cui vi trovate, in cui è inquadrata in questa, diciamo, in questa grande cornice di sperimentazione, in cui siamo andati a indagare non solo il tenore di elementi del suolo, ma anche alcuni indici di biodiversità, tra cui il QBSR, in collaborazione con i nostri tecnici dell'ARPA che sono qui presenti e ci racconteranno poi di cosa consiste, e alcuni altri indici come il tenore di densità di lobonichi nel suolo, anche differenziandoli come tipologia, perché abbiamo scoperto che le specie anche diverse più profondi scavatori, quelli più superficiali, hanno funzioni diverse, e ci interessa molto tutta diciamo, la biologia del suolo e la sua vitalità, e quindi stiamo ancora di più approfondendo queste tematiche con non solo in questo progetto ma in altri, facendo analisi un po' più dettagliate sull'attività enzimatica del suolo, sul tenore di microrganismi tramite l'estrazione di DNA dei microrganismi del suolo. E quindi ci interessa sempre di più, e vorremmo anche che questo potesse essere in qualche modo assodato in alcune tecniche, ma soprattutto avere dei parametri sicuri, certi di quantificazione, per poi essere diciamo con i crediti carbonio o magari dei crediti di biodiversità riconosciuti agli agricoltori che si comportano in modo virtuoso rispetto a questo. Lascio la parola a Anna Panozzo, che invece vi inquadra la prova in cui vi trovate e che comunque ha visto una rotazione e continua a ospitare una rotazione classica, che è quella di frumento soia mais. Prego. Ecco, qui ci troviamo nel sistema silvorabile di comparazione con il pioppeto specializzato che avete appena visitato, e quindi gli stessi cloni che avete visto in un sistema convenzionale di pioppicoltura con un sesto a 6x6, qui vengono coltivati in una pioppicoltura a filare, come la potremmo definire, dove appunto ciascun filare ospita uno o due degli stessi cloni che avete appena visto nel pioppeto specializzato. Dall'anno d'impianto, quindi siamo ormai alla 7ª stagione vegetativa, l'Università di Padova, Veneto Agricoltura, il CREA, ARPA e numerosi centri di ricerca stanno svolgendo prove sperimentali per adattare
per valutare i diversi aspetti delle interazioni tra albero e cultura che si vengono a creare in un sistema misto come questo. C'è un tema che riguarda gli effetti sul microclima, come abbiamo visto ieri, gli effetti sulle colture e gli effetti sugli accrescimenti del pioppo. Per quanto riguarda Per quanto riguarda il microclima, come dicevamo ieri, c'è un tema di mitigazione degli estremi climatici, quindi non solo durante i mesi invernali una protezione rispetto alle gelate tardive e una temperatura che viene mitigata e può favorire la germinazione delle colture erbacee consociate, ma soprattutto gli effetti più interessanti si vedono nei mesi estivi, dove appunto la protezione degli alberi, l'abbiamo visto in questi anni e via via questo incrementa con l'accrescimento dei pioppi, l'effetto frangivento e l'ombreggiamento contribuiscono a ridurre le temperature elevate dei mesi più caldi estivi, e questo ha sicuramente gli effetti benefici sulla coltura, che sono tanto più evidenti quanto più l'annata è caratterizzata da stress termico e anche da carenza idrica. Rispetto alla coltura erbacea, come vedete, in un sistema a bassa densità, come è di fatto questo modello, con 35-40 alberi ettaro e una distanza tra gli alberi di circa 40 metri, 38-40 metri, questo rende possibile qualsiasi operazione che convenzionalmente viene utilizzata per gestire un seminativo da un punto di vista operativo e meccanico. E la direzione nord-sud degli appezzamenti, questo in linea con la direzione delle scoline, consente di avere la massima disponibilità di radiazione che arriva alle colture erbacee rispetto ad altri orientamenti, soprattutto l'orientamento est-ovest. Le colture hanno una diversa adattabilità alla presenza dell'albero e una diversa risposta agli effetti dell'ombreggiamento. Questo è uno dei temi che abbiamo maggiormente studiato negli anni in questi impianti. Rispetto a quanto abbiamo discusso ieri sulla resa e sulla qualità delle colture, un aspetto molto interessante, ulteriormente indagato in termini di ricerca, è proprio la risposta adattativa delle colture all'ombreggiamento e alla consociazione con l'arborea. Un effetto che vediamo in maniera evidente sia sulle colture autunno-vernine che sulle colture estive è un effetto stay green rispetto a una situazione di pieno campo, e questo è dovuto proprio all'ombreggiamento. Quindi in risposta a una riduzione moderata della luce disponibile, la coltura tende a prolungare il suo ciclo di crescita, mantenendo la fase verde, la fase di attività fotosintetica più a lungo e ritardando l'inizio della senescenza. Questo si traduce soprattutto nei cereali autunno-vernini con anche una appunto attività fotosintetica prolungata e un maggior assorbimento di nutrienti dal terreno e una maggior concentrazione di proteina nella granella. Anche nei mais, quindi anche nelle colture estive, anche nella soia osserviamo questo effetto stay green. Chiaramente una coltura estiva che vive la competizione per la radiazione con l'arborea durante l'intero suo ciclo colturale, nei primi metri a distanza dagli alberi, osserviamo dei cali di resa fino a un 30-40% rispetto a una situazione di pieno campo, e quindi questo va nel bilancio complessivo dei 7-8 anni di ciclo colturale, che è quello del pioppo. Le analisi economiche e finanziarie che stiamo conducendo poi ci andranno a confermare se questi cali di resa sono bilanciati dalla produzione aggiuntiva del pioppo dell'arborea secondaria. Per quanto riguarda il pioppo, alcuni risultati, lascio la parola a Gaia Pasqualotto per alcuni risultati. Grazie. Allora, i cloni che sono stati studiati e indagati all'interno del sistema agroforestale sono gli stessi che avete visto poco fa nel sistema di pioppetto specializzato, e sono Aleramo, Moncalvo e Tucano, che esattamente in questo ordine hanno 3 epoche di apertura delle gemme, fogliazione diversa, quindi precoce, medio e tardivo. È interessante sapere, dopo lo studio che è stato fatto, che l'apertura delle gemme nel sistema agroforestale è ritardata rispetto a quanto accade nel sistema di pioppetto specializzato. Questo è particolarmente interessante e si collega a quello che stava dicendo poco fa
la mia collega Anna Panozzo, perché questo fa sì che ci sia un periodo di assenza di ombreggiamento al suolo per la cultura erbacea lievemente più lungo. Siamo andati anche a indagare come si comportano questi 3 cloni rispetto alla loro fisiologia e quindi alla loro capacità di funzionamento ottimale di utilizzo delle risorse, quindi soprattutto la risorsa idrica. E questo perché se una pianta funziona bene, se un albero funziona bene, sicuramente avrà più assimilazione e accumulerà più anidride carbonica nei tessuti, legno e quindi biomassa, che ci interessa a fine produttivo. Quello che abbiamo visto fondamentalmente è che questi 3 cloni hanno una resistenza idraulica, quindi all'eventuale carenza idrica più alta rispetto al clone I214, per quello che si conosce, e questo fa sì che siano lievemente più resistenti. E inoltre questo si traduce, tendono a sopportare meglio una lieve disidratazione a livello fogliare, ma questo si traduce non in una mancanza di crescita, ma anzi in un crescimento che arriva fino oltre, anche in alcuni casi, nel caso del clone tucano, oltre il 30%, qui arriviamo fino al più 40% in più di crescita diametrica rispetto a quanto accade nel pioppetto specializzato, e abbiamo un raggiungimento del diametro commerciale già al sesto, settimo anno di età, quindi significa 2-3 anni prima rispetto a quanto accadrebbe nel pioppetto specializzato che avete visto poco fa. Penso che sia tutto e passo la parola a voi per quanto riguarda la parte della biodiversità del suolo. Allora, parallelamente allo studio agronomico è stato fatto anche uno studio da parte di ARPAR sulla qualità biologica del suolo, l'indice QBS-AR, dove AR significa gli artropodi, i microartropodi presenti nei primi 10 cm di suolo. I microartropodi sono tutti quegli artropodi inferiori ai 2 mm. L'indice QBS-AR, per chi non lo sapesse, è basato non tanto sull'individuazione specifica dei microartropodi del terreno, in quanto alla loro adattabilità al suolo. Studiando i microartropodi del terreno per il QBSR si dà un punteggio a ogni artropode, a ogni tipo di artropode nel suolo, e questo punteggio è basato sulle sue caratteristiche di adattabilità al suolo, che sono la depigmentazione, la miniaturizzazione, l'assenza o la miniaturizzazione degli arti e anche l'assenza di apparato visivo. Più il microartropode tanti più sono questi indici all'interno del microartropode, tanto più elevato è il suo punteggio. Per lo studio del QBS si prendono delle zolle di terreno di 10 cm di lato, di solito si prendono 3 zolle per rappresentare un campo, si posizionano all'interno di un setaccio, il setaccio viene posto al di sopra di un imbuto e sotto l'imbuto viene messa un contenitore con all'interno una soluzione di alcol e glicerolo. Il tutto viene posizionato sotto una lampada che fornisce sia riscaldamento che luce. I microartropodi presenti nel terreno rifuggono dalla luce e dal calore, finiscono nell'imbuto e di conseguenza nel barattolo. La raccolta, che si chiama selettura, viene poi letta al microscopio, dove viene valutato l'indice e anche fatta la conta di tutti gli individui. In questo campo, per la sperimentazione, non sono stati presi solo 3 punti, ma sono stati presi diversi punti per formare dei transetti. Il primo transetto è stato fatto nel filare di agroforestazione, tra un pioppo e l'altro. Poi il secondo punto è stato preso a 6 metri di distanza dall'agroforestazione, 12 metri fino al centrocampo a 18 metri.
Il risultato per quanto riguarda i cereali autunno-vernini, quindi quando abbiamo fatto il primo anno, è stato molto significativo, perché l'indice e la numerosità degli individui più alta si è stata ritrovata appunto nel filare di agroforestazione. Questo favorito dalla presenza dell'ombreggiatura del pioppo, favorito anche dalla stabilità del suolo, perché la parte di agroforestazione non è mai stata lavorata e quindi gli artropodi hanno potuto differenziarsi e riprodursi in tranquillità. Man mano che ci si avvicinava verso il centro del campo, l'indice QBS e la quantità di individui presenti diminuiva. Questo perché il suolo diventava via via più secco e quindi meno, diciamo, meno adatto alla presenza nei primi 10 centimetri dei microartropodi. Non è che nel centro del campo a causa dell'insolazione, delle alte temperature, muoiano i microartropodi, semplicemente migrano verso le parti più basse del terreno, diventano meno funzionali per gli apparati radicali e non li ritroviamo quando facciamo la nostra selettura. In ogni caso il QBS anche in centrocampo, l'indice, è comunque risultato superiore a sistemi con lo stesso, diciamo, con il stesso piano culturale, con lo stesso uso del suolo, sistemi che non presentano agroforestazione. Quindi in ogni caso anche il centrocampo è stato migliorato dalla presenza del filare di agroforestazione. Passo la parola alla mia collega che vi parlerà della stabilità degli aggregati. Sì, accanto, allora, negli stessi punti in cui è stata determinata la qualità biologica del suolo, sono stati sia raccolti dei campioni di terreno per le analisi di tipo chimico-fisico, e in particolare abbiamo determinato il contenuto di carbonio organico, che è risultato, come si poteva anche immaginare, più elevato lungo il filare di pioppo. Anche perché in quella posizione non sono più state effettuate lavorazioni e quindi è stato favorito l'accumulo di carbonio organico nel terreno. Ma oltre a queste analisi abbiamo effettuato anche un test che valutasse la stabilità strutturale del suolo. Un suolo sano, ricco di sostanza organica, che è in equilibrio, che viene trattato bene, è un suolo che forma una sua struttura, forma degli aggregati che risultano stabili nel tempo. Una buona struttura del suolo crea degli spazi vuoti che si riempiono, che consentono il passaggio sia dell'aria che dell'acqua, e che quindi creano un ambiente ottimale per tutti i processi microbiologici del terreno, e quindi ne favoriscono la sua sanità. Come abbiamo determinato questa stabilità strutturale? Attraverso un semplice test che è stato messo a punto da una struttura che si chiama Soil Health Institute americano, e che utilizza, cioè che determina quanto si deformano dei piccoli aggregati di suolo una volta immersi in acqua in 10 minuti di tempo. Quanto più stabile è l'aggregato, meno si disferà una volta immerso in acqua. Questo test utilizza una semplice app che si può scaricare nel telefono, app che ci consente di fare una fotografia dell'aggregato che viene raccolto semplicemente lasciando
separando gli aggregati più piccoli e lasciandoli essiccare per 24 ore. Dopodiché appunto si effettua attraverso l'app la fotografia dell'aggregato secco, lo si immerge nell'acqua e dopo 10 minuti l'app lo rifotografa e calcola quanto il volume dell'aggregato si è modificato. Nella prova che abbiamo fatto in campo abbiamo visto come lungo il filare di pioppo la stabilità dell'aggregato era la più elevata. Man mano che ci si spostava verso il centro del campo coltivato, invece la stabilità risultava sempre più bassa. E quindi anche questo a prova di quanto anche l'associazione tra la pianta arborea e la vegetazione invece erbacea consente una buona sanità del suolo. Grazie. Se ci sono domande, curiosità o se volete avvicinarvi a vedere i materiali. Sulla microbiologia del suolo, se la valutazione l'avete fatta al primo anno oppure è stata fatta lungo tutti i 7 anni e in questo caso l'evoluzione, l'andamento No, questa la sperimentazione con l'indice QBS è stata fatta solamente per un anno, 2 stagioni, ma per un anno. Sta proseguendo comunque, sì. Qualche altra curiosità? So che nel focus precedente è emerso il tema della competizione tra le due componenti, della potenziale competizione tra l'albero e la coltura. Chiaramente i fattori principali che dobbiamo monitorare sono l'uso per la radiazione, per l'acqua e per i nutrienti da parte del pioppo e da parte della coltura. C'è da dire che l'effetto di ombreggiamento generato da questo sistema, quindi con dei pioppi potati a questa altezza, è un ombreggiamento molto moderato rispetto a quello che potrebbe avere una siepe o dei sistemi multistrata o dei sistemi a maggior densità. In questo sistema abbiamo misurato una riduzione della radiazione disponibile per la coltura che è risultata essere al massimo pari al 10-12% per dei pioppi maturi, quindi un dato dello scorso anno, alla 6ª stagione vegetativa. Tenete presente che in media una siepe multistrata ha un effetto di ombreggiamento che è pari circa al 40% di riduzione della radiazione, per darvi un'idea. Ed è un ombreggiamento sfungente, la chioma è molto alta ed è un'ombra che si muove all'interno dell'appezzamento durante la giornata. Per quanto riguarda la risorsa idrica, questo è sicuramente un tema fondamentale. È molto importante la scelta di varietà e colture erbacee che sono tolleranti allo stress idrico, ma sicuramente i dati raccolti qui a Ceregnano e confermati anche da prove sperimentali in tutto l'ambiente a clima temperato ci dimostrano che l'effetto di protezione dell'albero rispetto alla coltura e quindi di conservazione della risorsa idrica è tanto più evidente quando più ci troviamo in un'annata o in un luogo, in un sito che appunto soffre la mancanza di risorsa idrica. Quindi l'ombreggiamento e l'effetto frangivento fanno sì che ci sia una riduzione dell'evapotraspirazione dal suolo e che la risorsa idrica viene maggiormente conservata. Anche qui a Ceregnano, in annate come il 2022, quindi in annate più siccitose rispetto alle altre, il centrocampo, il centro di questi interfilari era il punto con il minor contenuto di risorsa idrica rispetto invece alla vicinanza all'albero. Forse troppe.
Prima di tutto, che tipo di lavorazioni del suolo vengono fatte per le colture? Che profondità, che operazioni culturali? E poi per quanto riguarda bilancio idrico, se vengono fatte irrigazioni, e ecco, infine per quanto riguarda le arature, se ci sono problemi andando in profondità di danni all'apparato radicale del pioppo. E poi infine un'altra domanda sulla qualità del suolo: hai fatto comparazioni solo lungo il transetto o anche all'interno delle piantagioni di pioppo diciamo tradizionali? Ok, allora per rispondere alle varie domande, allora per quanto riguarda le lavorazioni diciamo, vengono eseguite le stesse lavorazioni che si fanno a pieno campo, quindi diciamo non c'è la differenza nel tipo di lavorazione, quindi la gestione culturale è la stessa. E la profondità, ecco, non c'è differenza, tranne che lungo, diciamo, le linee a ridosso, diciamo, dei filari, di qualche radice si riesce, si può arrivare a beccarla, insomma, arrivare a ridosso. Quindi con le lavorazioni, diciamo, a 30 centimetri, quindi sostanzialmente, ecco, la lavorazione principale è quella con un dissodatore o ripper, quindi in quel caso lì si è notato, ecco, a ridosso delle piante c'è qualche problema, diciamo, di interazione, quindi vengono percepite, vengono toccate, insomma, ecco. Poi valutazioni proprio sul danno effettivamente non ci sono, ecco, comunque qualche particolare c'è. Bilancio idrico, allora viene fatta l'irrigazione, infatti vedete dove ci sono, diciamo, lì i bocchettoni, ecco, lì sono i punti di presa con un sistema di irrigazione per aspersione, e questo, diciamo, essendo che era stato posizionato precedentemente all'impianto, ovviamente non è configurato per questi impianti qua, quindi ecco, non sono perfettamente lungo le linee di gettata, quindi dell'irrigatore, quindi ecco, dovrebbe essere stato rimodulato, però questo ovviamente non è stato fatto ad hoc per l'impianto di agroforestazione. E c'era l'ultima, anche per il suolo. Sì, abbiamo fatto delle prove anche nel pioppeto e i risultati sono stati leggermente inferiori a quelli del filare dell'agroforestazione, però sono dovuti alla minore insolazione del suolo, insomma, quindi proprio diciamo, l'ambiente ottimale era quello del filare, dove era presente sia vegetazione erbacea che vegetazione ad alto fusto e dove c'era anche una buona insolazione. Comunque è sempre un'ottima qualità del suolo per quanto riguarda i microtropodi. Sì, abbiamo fatto alle diverse distanze, e chiaramente è più elevato lungo il filare e anche nel pioppeto, anche se diciamo in maniera inferiore, i dati invece più bassi sono quelli all'interno del campo, anche perché c'è comunque anche una miscelazione con le lavorazioni e quindi una diluizione del carbonio. Prima di iniziare la partenza delle macchine operative ci spostiamo un po' in su, in qua, tutti quanti, perché noi faremo abbattere 4 piante, però le ultime sono qua in prossimità della strada, no? Allora ci spostiamo in su per ragioni proprio di sicurezza. Poi da qui noi possiamo vedere l'abbattimento con l'harvester, che fa anche la depezzatura, e mentre da questa parte cimali e ramaglie vengono cippati, vedremo la parte di cippatura qui, sempre restando in questa posizione qua, e poi ci spostiamo in quel terzo filare lì dove vedete quegli shelter di protezione, perché lì c'è tutto un lavoro particolare con i noccioli da frutto, che poi spiegheremo lì, non so se sono già stati spiegati i noccioli da frutto, casomai poi spieghiamo un po' anche lì il cantiere un po' anomalo, perché abbiamo dovuto, per evitare di danneggiare i noccioli, lavorare in un certo modo. Quindi adesso io direi, lascio la parola, intanto facciamo subito al dottor Grigolato per la parte proprio tecnica del cantiere.
Sì, buongiorno a tutti. Io mi sono occupato nelle settimane scorse di dare un monitoraggio a questi cantieri sperimentali, ovviamente proprio sperimentali nella loro logica, perché appunto un abbattimento, una pianta sì, una pianta no, e poi l'abbattimento completo del filare in cui si erano presenti ai lati anche i noccioletti. E abbiamo seguito sia la parte diciamo classica, quindi semi-meccanizzata con l'operatore con motosega e diciamo la direzione derivata dalla spinta da parte del braccio dell'escavatore, e si è notato effettivamente non tanto nella parte di abbattimento ma nella parte di allestimento un tempo maggiore di lavorazione dovuto alla presenza, qualora ci fossero presenti di rami grossi. Ecco, in quel caso lì la produzione, o meglio il tempo di lavorazione aumenta notevolmente, quindi sia l'effetto della potatura ma quanto anche l'effetto del clone diverso ha una sua influenza nei tempi di lavorazione. Per quanto riguarda invece l'harvester, abbiamo seguito, praticamente il lavoro è stato fatto ieri e l'altro giorno, abbiamo diciamo, seguito un po' la parte di abbattimento, anche questa è notevolmente diciamo, contenuta come temi di produttività. Quello che ci interessava era anche soprattutto l'effetto al suolo, perché comunque stiamo parlando di macchine attorno alle 20 tonnellate, quindi 200 quintali, e appunto lavorando con un penetrometro, con un misuratore della resistenza alla penetrazione di un'asta fino a 80 cm, si nota che i primi 10-15 cm c'è un rimescolamento del terreno, del suolo, e quindi diciamo di fatto in quella zona lì non si è in grado di vedere l'effetto di compattazione. Andando giù si riscontra lo zoccolo duro del terreno dovuto al processo di arratura, e in quella zona di qui eventualmente c'è una leggera maggiore comprensione, ma è proprio su quella parte di quei centimetri lì dove è passata la macchina rispetto a dove non è passata, quindi tutto abbastanza diciamo in linea con quello che ci si aspetterebbe e che è in linea con quello che è l'utilizzo di altre macchine pesanti per le lavorazioni del terreno. E poi vedremo appunto il processo di cippatura che sarà svolta appunto da una macchina, da una cippatrice, e poi la parte di fresatura delle ceppaie e la sistemazione poi della scolina. Bene, l'unica cosa, mi raccomando, voi là dietro per cortesia far spostare un po' in qua perché non ci fidiamo del tutto. Possiamo restare in questa zona qua e cominciamo con l'abbattimento. È un po' inusuale vedere l'harvester nell'utilizzazione di un pioppeto, perché ha tutta una serie di sue diciamo, difficoltà collegate soprattutto all'allestimento. Vuole funzionare, ok. Adesso meglio se può. L'idea per cui l'abbiamo introdotto, abbiamo fatto due prove, la prima con il taglio manuale, cioè l'utilizzazione tradizionale, quindi collegata con l'abbattimento con motosega, l'allestimento, e si è visto l'effetto della ramosità, quindi come vi dicevo prima una riduzione, cioè un incremento dei tempi di lavorazione con la presenza di rami più grossi, quindi più la chioma aveva rami, più questo comportava una riduzione dei tempi, un aumento dei tempi di lavorazione. L'harvester
è stato diciamo introdotto soprattutto per la prova dove erano presenti i noccioleti. Vedete poi più avanti la terza fila ha la presenza a destra e a sinistra di un sesto di impianto di noccioli, e quindi il dubbio, o meglio la curiosità, era quella di capire se lavorando con l'harvester la direzione di abbattimento consentisse di diminuire quello che era l'effetto più su, è meglio, ok, consentisse di ridurre il rischio di danneggiare i noccioleti, e in effetti su tutto il filare non sono stati presenti danni ai noccioli, quindi l'utilizzo di una macchina che è in grado di direzionare in modo corretto l'abbattimento ha funzionato. L'allestimento poi è stato fatto a strada sia con l'harvester che a manuale. L'allestimento è la parte più critica con l'utilizzo della macchina, abbiamo visto anche adesso. La presenza dei rami non permette alla testa di andare oltre, per il semplice motivo che, essendo il pioppo una corteccia molto, diciamo, non fortemente, diciamo, abrasiva, fa sì che le ruote, i rulli di avanzamento slittano e quindi creano danni anche poi sulla parte superficiale, quindi un limite poi di produttività nella fase di sfogliatura. Quindi ci sono ancora molti aspetti da approfondire, sicuramente da individuare delle teste di abbattimento e di allestimento più opportune, però diciamo la strada è questa che si sta un po' affrontando. Altre alternative come macchine possono essere l'utilizzo di cesoie, anche questo in grado di direzionare, soprattutto nella fase ovviamente di cesoie o dei dischi nel segadisco, in grado di appunto abbattere la pianta, però poi tutto l'allestimento può essere fatto in modo, diciamo, abbastanza veloce, in modo manuale, tramite l'utilizzo magari di aste graduate che permettono di lavorare e sezionare velocemente il pezzo, e anche e soprattutto a livello visivo l'operatore con la motosega è in grado immediatamente di riconoscere la qualità del fusto e quindi lavorare già ottimizzando l'allestimento della pianta, cosa che con la macchina, essendo l'operatore all'interno della cabina, risulta essere un po' più difficile e meno immediato da individuare. Queste sono un po' le criticità che abbiamo visto in un paio di giorni, ovviamente servirebbero ulteriori indagini, ulteriori analisi, e quindi nei prossimi anni dovremo andare, con i prossimi tagli, andare a perfezionare o trovare delle linee guida migliori per andare a utilizzare anche in agroforestazione. Ci spostiamo sul cantiere cipatura che viene fatta qui. L'operazione è stata quella di portare fuori tutto il materiale a strada, per il semplice motivo che in queste condizioni di terreno, ma soprattutto nel periodo invernale, portare una cipatrice all'interno del campo risulta essere molto problematico. Il materiale è stato portato fuori tramite l'escavatore, che andava a pinzare praticamente 2 o 3 cimali alla volta e li portava fuori a strada. Le distanze sono distanze queste qua abbastanza contenute, quindi diciamo si è considerato in termini, diciamo, anche di produttivi, diciamo, abbastanza veloci portare fuori il materiale. Vedete che la cipatura di questo materiale, essendo il pioppo un legno abbastanza tenero, risulta essere poco complessa e anche abbastanza veloce. Buongiorno. Allora, io sono Sara Bergante del Crea Foreste Legno di Casale Monferrato e sono qua con Corrado Cremonini, Università di Torino. Vi diamo 2 informazioni su cosa abbiamo fatto invece per le prove di caratterizzazione del legno e di qualità degli sfogliati. Allora, noi durante l'abbattimento abbiamo tenuto in considerazione 3 piante per clone, sia qui in Agroforestry che in Pioppeto.
Su queste 3 piante durante l'abbattimento abbiamo prelevato delle rotelle, abbiamo fatto un prelievo alla base, quindi una rotella basale, forse qualcuno l'ha visto fare ancora adesso sulle piante abbattute questa mattina, e abbiamo prelevato una rotella a 2,60 m, quindi alla base del toppo e alla sommità del toppo principale. Su queste rotelle stiamo facendo dei provini, quindi abbiamo prelevato sostanzialmente dei cubetti di legno in direzione, 2 cubetti in direzione tangenziale, poi casomai Corrado vi spiega meglio, e 2 cubetti in direzione radiale. Questi cubetti ci servono per caratterizzare il legno. Facciamo delle prove per conoscere la densità basale del legno, il contenuto di sostanza secca e i ritiri, che sono molto importanti poi anche per conoscere il comportamento in fabbrica. Non abbiamo ancora i risultati perché abbiamo cominciato la settimana scorsa a produrre tutti i vari cubetti, però quello che vi posso dire è che in generale i cloni MSA di cui abbiamo parlato stamattina sono tutti molto più pesanti, quindi la densità basale è più alta rispetto a quella di 214, che può essere un pro e un contro. Generalmente l'industria preferisce cloni leggeri perché gli utilizzi del legno di pioppo richiedono, diciamo, un legno leggero, però legni più pesanti possono avere caratteristiche tecnologiche più diverse e utili per altre finalità. Due cose sulla sfogliatura, magari. Sì, ancora una cosa, allora, sui ritiri invece, adesso abbiamo cominciato a fare i ritiri, quindi i ritiri li facciamo misurando i cubetti quando sono freschi, quando contengono umidità e quando sono completamente essiccati. Come sapete, il legno è un materiale anisotropo, non si comporta ugualmente nelle diverse direzioni dello spazio, quindi vediamo quali saranno i risultati. Generalmente i ritiri maggiori avvengono nella direzione tangenziale e nella direzione radiale, mentre non nella direzione assiale. Sono trascurabili, ecco. Quindi su questo però appunto non abbiamo ancora i dati. Invece abbiamo già qualche dato sulla sfogliatura che è stata fatta in fabbrica. Prego. Allora, grazie mille. Allora, abbiamo sfogliato il pioppo a 2,60 per fare delle facce. Scusate, allora, oltretutto sono anche un po'... Allora, abbiamo sfogliato i toppi a 2,60 per fare delle facce, spessore 12 decimi. Devo dire che i risultati sono insomma confortanti. Abbiamo avuto sicuramente per quanto riguarda il campo, i 2 cloni migliori sono stati il Tucano e il Mombello in termini di qualità dello sfogliato ottenuto, quindi parliamo facce di prima, senza difetti, senza spaccature, senza nodi, quindi parliamo del pioppeto là dietro. Invece per quanto riguarda l'agroforestazione, il Mombello si è ripetuto, quindi anche in questo caso abbiamo ottenuto un'ottima percentuale di facce di prima, con una piccola percentuale di facce di seconda, quindi sembra essere un clone promettente. Questo fatto salvo il fatto che dobbiamo ancora fare la densità e verificare i ritiri, però all'uscita dall'essiccatoio i fogli erano interi, erano non innossati, vuol dire, cioè planari, senza grossi difetti. Poi naturalmente c'è stato qualche clone meno performante, però insomma come il Moncalvo piuttosto che il Duina, però insomma direi che nell'ambito della sperimentazione ci sta, ecco. Quindi adesso continuiamo a raccogliere le rotelle che ci mancavano, finiamo le prove di sfogliatura con il resto dei toppi e poi dovremmo cominciare quelle sulla determinazione di densità basale e ritiri. Tenete presente comunque che sono tutti i cloni più pesanti degli 214. Questo, ripeto, può essere, come già detto, può essere un problema su quei prodotti che richiedono pioppo leggero, ecco.
Qui abbiamo fatto sta prova con i noccioli da frutto, che poi la dottoressa Pascolotto spiegherà meglio. È per mettere i noccioli. Il nocciolo, essendo una pianta da sottobosco, quando deve produrre una nocciola in pianura con la radiazione solare a alta temperatura si blocca. Quindi dobbiamo vedere se un ombreggiamento con il pioppo in agroforestazione riesce a migliorare la produzione. Qui però la prova dei noccioli abbiamo messo a dimora l'anno scorso, che eravamo già in corso d'opera e ormai le piante di pioppo erano grandi, quindi le abbiamo tolte tutte, in modo poi adesso togliamo tutte le ceppaie, poi fresiamo il terreno e quindi tutti quei pezzettoni che vediamo, anche se abbiate pazienza purtroppo, perché oggi il tempo è quello che è, il terreno è quello che è, quindi non verrà fuori un bel lavoro come se il terreno fosse in tempra. Comunque almeno facciamo vedere come si dovrebbe fare. Dopodiché, a distanza di 8 metri, invece che i 6 metri attuali, che abbiamo visto sono troppo pochi di distanza, perché a differenza che a pieno campo qui che esce un 30% in più, quindi dopo 7 anni le piante cominciano a infilare a farsi concorrenza, e quindi c'è il rischio che si pieghino uno dall'altro, creando legno di reazione. Poi li posizioneremo. Oggi volevamo far vedere anche la piantumazione, ma in queste condizioni non lo facciamo. Quando viene ripristinato il terreno, adesso vedremo, poi ripristiniamo anche la scolina, verranno messi giù gli astoni di pioppo di 2 anni, sperando che in 1 anno o 2 ricomincino a creare l'ombreggiamento, quell'ombreggiamento leggero che dovrebbe migliorare la fase produttiva delle varietà di nocciolo. Passo la parola a Gaia intanto, che è lei che segue la sperimentazione sui noccioli. Ok, grazie. Allora, hai già detto un sacco di cose. Comunque, diciamo che come tanto quanto vale per il pioppeto specializzato e per il pieno campo per le specie erbacee e cerealicole, anche il nocciolo ha un suo campo di controllo che è in fondo, ed è un campo dove ci sono le stesse varietà di nocciolo che ci sono qui. Ieri qualcuno è stato al tavolo sulla frutticoltura e sugli alberi da frutto. In questo caso abbiamo pensato di appunto inserire 3 varietà di nocciolo da frutto con i rispettivi impollinatori su 2 file, per inserire anche una specie da frutto all'interno del sistema. Adesso le piante sono molto piccole e dal 4º, 5º anno dovrebbero diventare produttive a seconda della varietà, e andremo a monitorare come reagiscono sia da un lato che dall'altro del filare di pioppo, e anche andremo a fare dei confronti rispetto a quello che accade in un noccioleto standard, dove abbiamo solo arbusti di nocciolo in monocultura. Lascio la parola a qualcuno, tipo a Loris. No, sì. L'ha già detto Loris poco fa, che insomma vi potreste chiedere perché abbiamo messo il nocciolo sotto i pioppi, perché ci siamo accorti dopo 6 anni di studi di fisiologia sul nocciolo che il nocciolo funziona molto meglio laddove è ombreggiato, ha una disponibilità, ha un'umidità atmosferica maggiore, e funziona semplicemente molto meglio, e anche il frutto la produttività del frutto non ne risente, a differenza che altre piante da frutto che hanno bisogno di molta radiazione luminosa per i fiori. Il nocciolo fiorisce d'inverno. Per quanto riguarda la fenologia, questo fosse interessante, che è complementare rispetto al pioppo, perché fiorisce prima, mette le foglie prima, è seguito dal pioppo, che a sua volta può essere seguito o da una specie cerealicola, oppure se abbiamo una specie autunno-vernina. Comunque non vanno, sono la parte arborea, la parte arbustiva e la parte erbacea in questo sistema non vanno in competizione, perché sono pensate per essere complementari. Ecco, questo fosse importante. Buongiorno a tutti, io sono Giustino Mezzalira. Chi c'era al convegno di ieri mi ha visto nella funzione di chairman, e qui faccio qualcosa d'altro. Ieri è stato ricordato, fino a 2 anni fa ero il direttore dell'area ricerca. Questo è il
Così si sente? Va meglio? Boh. No, quindi adesso mi vedete in un'altra funzione, è una funzione più tecnica. E stavo ricordando che appunto fino a 2 anni fa avevo la responsabilità come direttore della direzione ricerca di Veneto Agricoltura e quindi con i tanti amici e collaboratori che ancora sono in Veneto Agricoltura abbiamo impostato tante delle prove che avete visto oggi. Ecco, io nella mia carriera ho avuto varie frequentazioni, ho lavorato nel pubblico, ho lavorato nel privato, Veneto Agricoltura è stato il mio ultimo lavoro, prima ho lavorato molto anche nel settore privato, sia come tecnico che anche come imprenditore. E mi sono occupato a partire da 40 anni fa, quindi non proprio da ieri mattina, di quest'albero della Paulonia. E quindi oggi sono stato chiamato dagli organizzatori di raccontarvi brevissimamente qualcosa, cercando anche di contestualizzare il luogo in cui ci troviamo, e vedrete che ci sono molte tra parentesi, diciamo, rispetto a quello che stiamo vedendo, perché non siamo sicuramente né nelle condizioni agroecologiche migliori per la coltivazione di questa specie e in più siamo davanti a una piccola parcella che ha avuto anche delle sue vicissitudini, è stata mirata in pieno da una tromba d'aria e devastata, e quindi quello che vedete è anche un po' un tentativo di recupero. Comunque, brevissimamente, con me oggi c'è Piero Paris del CNR, che con me, fra l'altro, e molte delle persone che sono qui oggi presenti, ha fatto parte di coloro che hanno fatto nascere in Italia l'Associazione Italiana di Agroforestazione, e quindi siamo qui per parlarvi non tanto della Paulonia, della sua ecologia, del mercato, eccetera, ma soprattutto di quello che riguarda la possibilità di aggiungere questa specie pregiata, che produce un legname di pregio, a un contesto agroforestale. Quindi abbiamo visto, ne abbiamo parlato molto ieri e l'abbiamo visto bene stamattina, il pioppo, che è la specie d'arboricoltura da legno per antonomasia, direi l'unica vera grande specie con cui si fa arboricoltura da legno in Italia, e qui invece vediamo un po' una proiezione su un futuro, cioè su un'altra specie che non è arrivata ieri mattina, sulla quale sono state fatte tante cose e della quale adesso si comincia a parlare anche con concretezza. E fra l'altro Piero, che tra le tante cose i ruoli che ricopre oggi, è presidente del gruppo di esperti tecnici dell'Osservatorio Nazionale sul Pioppo, ci racconterà anche delle vicende che hanno a che fare molto con la burocrazia più che con la tecnica, con la ricerca, perché senza di quelle la nostra amica Paulonia non potrebbe essere in giro per il nostro paese. Allora, brevissimo inquadramento da un punto di vista ecologico, ma partirei prima di tutto da un punto di vista biogeografico. Allora, le Paulonie sono un genere di alberi che hanno il loro areale di indigenato fondamentalmente in Cina, e con un piccolo margine che scende verso quella che una volta si chiamava Indocina, quindi nord del Vietnam in particolare. Sono alberi che vivono bene in condizioni di climi temperato caldi e subtropicali. Sono una decina di specie, e la cosa curiosa da ricordare a tutti è che è il primo albero nella storia dell'umanità che è stato addomesticato per la produzione di legno. Allora, tutti noi adesso abbiamo visto il pioppo, uno dice sì, ma il pioppo è stato addomesticato quanto? 100 anni fa. 100 anni fa. Prima c'era il pioppo selvatico, c'erano tutti i pioppi, noi avevamo il pioppo nero, c'erano il pioppo della Carolina, le decine e decine di specie di pioppi spontanei, ma l'addomesticamento, cioè il fatto che l'uomo ci mette le mani sulla sua genetica e lo trasforma dall'albero selvatico all'albero coltivato, per il pioppo è successo circa 100 anni fa. Non che noi non coltivassimo il pioppo prima, quindi l'abbiamo portato da noi, dalla natura, millenni fa, ma l'abbiamo addomesticato secoli fa. Però il primo albero che nella storia dell'umanità, di cui noi abbiamo notizie storiche, in cui qualcuno dice ho preso questo albero dalla natura e ho cominciato a usarlo
in sistemi sostanzialmente agricoli è la paulonia. Abbiamo testimonianze cinesi dell'XI secolo a.C., quindi da oltre 3000 anni nella cultura, per noi lontanissima, del lontano Oriente, la paulonia è entrata a far parte del paesaggio. E se volete, è curioso, nel cinese mandarino la paulonia viene chiamato l'albero. Ed è curioso che noi veneti al pioppo che chiamiamo l'albara. Ecco. Quindi è per il cinese delle grandi pianure, soprattutto della valle del Fiume Giallo, il Fiume Azzurro, eccetera, eccetera, è l'albero per antonomasia. E se voi oggi girate queste zone, che fra l'altro hanno avuto una trasformazione immensa dal punto di vista urbanistico, industriale, eccetera, però se andate in campagna vedete su milioni di ettari di superficie i sistemi di coltivazione della paulonia, tutti agroforestali. Cioè la paulonia è un albero, quindi mettiamo due cose importanti: è il più antico albero che abbiamo preso dalla natura per piantarcelo e coltivarlo come albero per la produzione di legname pregiato, per fare arboricoltura da legno, e oggi nell'Oriente, nell'estremo oriente asiatico e negli altri 5 continenti è coltivato su milioni e milioni di ettari, ma soprattutto in Cina è un albero agroforestale. Punto. E quindi per noi era interessante cominciare a dire: ma allora noi lo potremmo inserire come un albero forestale? E qui c'è un'altra curiosità: noi la paulonia l'abbiamo importata dalla Cina grosso modo all'inizio dell'Ottocento, più di 200 anni fa, ma l'abbiamo portato perché è un albero che fa dei bei fiori. Si chiamava l'albero della principessa, era stata una principessa olandese, figlia dello zar di Russia, poi sposa del re d'Olanda, a pagare la missione scientifica che riportò in Europa all'inizio fine 700, inizio 800, la paulonia, e il nome stesso, Paulovnia, fu dedicata ad Anna Pavlovna, che era questa principessa che finanziò la ricerca scientifica, la missione in Cina praticamente. Allora, per quasi 200 anni questo albero è stato da noi piantato nei giardini, e poi abbiamo cominciato, intorno al 1970 nel nostro paese, a fare le prime prove dicendo: ma se in tutto il mondo lo piantano come albero da legno, da noi può funzionare. Ecco, ve la faccio breve: sono state fatte tante prove, gran parte non sono andate bene, si sbagliavano tante cose di quest'albero, finché grosso modo negli anni 80 proprio in questa regione, grazie all'ESAV, c'era Stefano Barbieri prima, che non so se è ancora qui. Sei Stefano? Non so se è andato a casa preso dal freddo, dallo sconforto, dal fango. Allora Stefano è stato per moltissimi anni collega a Veneto Agricoltura, si è occupato di tutta l'area formazione e divulgazione. Allora lui lavorava con la CIA e si deve proprio a Stefano il primo progetto nella regione Veneto, dove l'ESAV, l'ente di sviluppo agricolo che veniva prima di Veneto Agricoltura, ha finanziato la prima prova di coltivazione della paulonia. Quindi di nuovo il Veneto è pioniere da questo punto di vista. Ecco, fatto questo piccolo excursus storico, adesso vediamo un brevissimo inquadramento ecologico. Chi è la paulonia? Allora vi ho detto dal punto di vista biogeografico, dal punto di vista climatico, dal punto di vista della sua ecologia è un albero pioniere come il pioppo, come i salici, dotato quindi di una straordinaria capacità di crescita nei primi anni del suo sviluppo. È un albero che ha sostanzialmente 3 marce, c'è la prima, la seconda e la terza. Partiamo dalla terza, la marcia più lunga, dura circa 10-15 anni, è a rapidissimo accrescimento come e più del pioppo, ed è per questo che è stata scelta dal contadino cinese per piantarla in mezzo ai suoi campi, per poterla tagliare nel giro di pochi anni e poter avere del legname di qualità. E ha, come vi ho già detto, le esigenze termiche. Per quanto riguarda gli aspetti delle esigenze idriche, è una specie molto idroesigente, ha bisogno di tanta acqua come il pioppo, però diversamente dal pioppo non sopporta di avere le radici in ammollo. E qui difatti siamo al limite ecologico della specie.
possiamo pensare di coltivarla qui perché abbiamo questo fosso che drena il campo e la falda riusciamo a controllarla intorno a 1,20 m, 1,40 m sotto il livello del terreno. Però lei sarebbe invece una specie da terreni molto sciolti, molto ossigenati, perché non vuole assolutamente avere ristagni idrici. Voi mettete saturate il suolo, i macropori pieni di acqua, la Paulonia nel giro di pochi giorni muore completamente, non riesce a respirare, non ha un sistema efficiente di trasferimento dell'ossigeno agli apparati radicali. Quindi nella realtà della nostra regione e di tutta l'alta Italia, della pianura padano-veneta, è una specie che sta bene sopra la fascia delle risorgive, dove la fascia freatica si immerge nella pedemontana, nelle conoidi ghiaiose dei nostri fiumi, è il suo regno praticamente. Perché allora l'abbiamo piantata qui? Per un motivo stupido, che Veneto Agricoltura non ha aziende in alta pianura, ha solo aziende, Sasserami, Valle Vecchia e Diana sono aziende di bassa pianura, e siccome noi volevamo fare delle prove nelle nostre aziende, l'abbiamo piantata qui, che era quella che aveva i terreni che in qualche modo ci avrebbero permesso di poterla coltivare. Quindi la prima cosa che dovete sapere è che qui non vedete la Paulonia nel suo optimum ecologico, la vedete in una condizione dove comunque la si può coltivare a patto di fare alcune cose importanti, tipo il controllo dell'acqua, che non mandi mai in saturazione il primo metro di terreno. Quindi questo è molto molto importante. Il rapido accrescimento di questa specie fa sì che abbia un legno particolarmente leggero. Allora avete sentito parlare molto di pioppi, avete sentito che l'I214 è preferito perché è più leggero, l'industria gli piace molto il legno leggero per fare compensati che poi vanno all'interno dei nostri mobili, eccetera eccetera. Ecco, la Paulonia è molto più leggera del pioppo. Si va tra le specie selvatiche tra i 250 e i 350 kg per metro cubo, quindi molto meno del pioppo, enormemente meno delle altre latifoglie che vengono usate, le cosiddette latifoglie nobili, pensiamo al noce, il ciliegio, al castagno, alle querce, eccetera eccetera. E questo, piccola altra parentesi, è stato una delle cose che hanno reso difficile non culturalmente, ma culturalmente introdurre la Paulonia in Italia, perché noi italiani in particolare, più degli altri europei, diciamo noi mediterranei, culturalmente amiamo i legnami molto pesanti. Cioè pensate nell'immaginario, adesso io guardo soprattutto volti di giovani, voi non avete questa mentalità, provate a parlare con i vostri genitori, con i vostri nonni e domandare qual è un buon legno, il noce, no? La quercia, cioè legni da 700-800 kg al metro cubo contro i 250 per esempio di questi ibridi che adesso vi illustrerò. Quindi quando io prendo in mano un oggetto di Paulonia mi fa impressione perché è talmente leggero che mi pare che sia addirittura andato a male. È quello che nel nostro dialetto, io sono vicentino, quando un legno viene intaccato dalle carie, in particolare dalla carie bianca, si dice l'esse boio, cioè proprio mezzo marcio, non vale più niente. Ecco, a noi dà questa impressione, e questo vi assicuro che essendomi occupato per 40 anni ha avuto un impatto molto molto importante. Però ecco, è una specie che ha queste caratteristiche ecologiche e dal punto di vista invece tecnologico ha un legname che ha delle cose che sembrano in sé contraddittorie. È molto leggero, però non per questo non è un legname di qualità. Cos'ha di positivo? È un legno che è estremamente stabile, ha dei ritiri in tutti quanti gli assi estremamente bassi, tra i più bassi che siano conosciuti. Non è soggetto a tarli né da vivo né da morto, e chi coltiva pioppo, quando si parla di tarli, vero, è un problemino nei primi 2 anni. La Paulonia non ha nessun tarlo, non ha quindi nessun insetto xilofago che lo attacchi né da vivo né da morto, quindi non deve essere difeso durante la coltivazione e il legno non deve essere impregnato. Ha una bella figurazione, è un legno che quando viene messo in tavola assomiglia molto, per chi conosce i legni, al castagno, all'olmo. Ha una bella figurazione, c'è una separazione netta tra legno primaverile e legno estivo che dà quindi degli belli effetti cromatici.
tiene molto bene il chiodo, tiene molto bene la vite, e anche questo sembra strano per un legno così leggero, ma se poi voi andate a analizzare come sono fatte le fibre, trovate che ha delle fibre che sono attorcigliati come dei trefoli praticamente, e quindi la vite, il chiodo tiene molto bene. Quindi tutte queste caratteristiche lo rendono adatto a poter essere valorizzato in settori diversissimi, in settori di alto pregio, per esempio quello del mobilio, dei serramenti, le porte, strumenti musicali. Tantissimi strumenti tradizionali delle culture orientali vengono fatte con il legno di Pausdonia, che ha la caratteristica di comportarsi come legno di risonanza. E qui i nostri colleghi che si occupano per esempio di costruzione di strumenti a corde, pensate un violino di Stradivari con l'acero, con l'abete, ricercatissimi per quelle particolari caratteristiche di risonanza. La Paulonia ce l'ha innato, in tutto il legno si comporta come legno di risonanza e quindi è adattissimo alla costruzione di strumenti musicali. Quindi è un legno che sostanzialmente, per chi lo conosce da millenni, è pregiatissimo, tant'è che nel mercato di vari popoli orientali, non solo i cinesi, i coreani, i giapponesi in particolare, amano moltissimo questo legno. Ecco, quindi una pianta che, diciamo, da un punto di vista ecologico poteva essere introdotta nel nostro ambiente, era stata introdotta per scopi ornamentali, aveva mostrato di comportarsi molto bene, con quasi 200 anni di ambientamento. Qui adesso si apre un tema che guardo dove Pier Mario, che interessa molto i dibattiti, e poi ce ne parlerà anche Piero. E la Paulonia è una pianta che, essendo un pioniere, produce da giovane moltissimi semi, sono piccoli semi alati, un po' come immaginate il seme dell'olmo, quindi non è una samara con un'ala, ha una bratea che circonda il seme, e i semi sono piccolissimi, sembrano quasi come la polvere, e una giornata come oggi, con una brezza invernale, se ci fossero fiori che hanno dato origine alle capsule che si aprono e si chiudono durante l'inverno, i semi potrebbero viaggiare per molti chilometri di distanza da questa piantagione, e producendone in enormi quantitativi e con altissima fertilità nelle specie selvatiche, dovrebbe teoricamente potersi insediare molto facilmente. Invece purtroppo per lei, e per fortuna per noi, i semenzali, quando si generano, sono estremamente esili e non sopportano in nessun modo la concorrenza dello strato erbaceo. Quindi lei è in grado di colonizzare solo terreni che sono di fatto decapitati. Una cava abbandonata, il ghiaino di un giardino, il cordolo di un marciapiede, una vecchia mura di una città. Lei arriva e si insedia. Invece in condizioni normali di terreno agricolo o forestale si insedia solo se ci sono stati dei profondi disturbi, per esempio dopo la tempesta Vaia, zone dove hanno lavorato molto potentemente gli harvester, e in quelle condizioni abbiamo visto per esempio in Trentino zone in cui si è insediata con una certa facilità. Quindi effettivamente, seppur con difficoltà, ha la capacità di insediarsi nell'ambiente naturale. Però poi qui succedono cose che di nuovo non ci dovrebbero preoccupare, perché lei invecchia molto rapidamente, non è in grado di emettere polloni radicali, e quindi se anche io la taglio non ha l'effetto Robinia, ailanto, brusonezia, che più la taglio più lei si espande. Se la taglio ricaccia dalla ceppaia, a meno che io non metta a nudo il suo apparato radicale, allora può ricacciare anche dalle radici, e anche dove si insedia nel giro di qualche decennio poi viene riassorbita eventualmente, per esempio in ambiente forestale, dal bosco stesso e scompare. Ecco, su questo ci sarebbe molto da discutere. Comunque questo ha fatto sì che in molte parti del mondo ci fossero delle normative protettive che dicono è una specie potenzialmente invasiva e quindi dobbiamo guardarla con attenzione, dobbiamo essere molto attenti, e dopo vedremo che la selezione genetica ci ha aiutato parecchio da questo punto di vista. Allora, tutto ciò premesso, Veneto Agricoltura ha ritenuto, visto che nel nostro paese a partire dagli anni 80 è iniziato un certo interesse, hanno cominciato ad esserci piantagioni, visto che non si sapeva e non si sa praticamente nulla sul comportamento sia delle specie selvatiche che delle specie
che dei cloni che sono stati generati, Veneto Agricoltura ha ritenuto di fare 2 piantagioni, una è questa che vedete e l'altra è quella che vedete dall'altra parte del fosso. Dall'altra parte del fosso fondamentalmente c'è una collezione di provenienze cinesi che erano state introdotte in Veneto circa 25 anni fa, e da qui dopo 20 anni di una prova sono stati selezionati gli alberi più vigorosi, quelli che avevano dimostrato un comportamento più interessante per un'eventuale fase di selezione genetica dopo, mentre in questo appezzamento abbiamo raccolto 6 cloni, un 7° fra l'altro è stato messo dall'altra parte del fosso, quindi attualmente in quest'area di Sasserami sono presenti 7 cloni perché, torniamo un po' a riavvolgere il nastro, anche per la Paulonia è stata fatta lo stesso percorso che è stato fatto per il pioppo, cioè prima l'ho introdotto come specie naturale e l'ho coltivato, per esempio il pioppo tipicamente lungo le rive per farsi della legna da ardere per la famiglia, o anche il fusto da lavoro che era tradizionalmente usato per fare certo mobilio rustico e così via. La Paulonia, dopo millenni di introduzione nei sistemi agricoli, a partire dal momento in cui la Cina si è aperta, quindi il periodo sostanzialmente di Deng Xiaoping, in particolare grazie alla collaborazione con il governo canadese, con l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale del governo canadese, è iniziato un processo di miglioramento genetico rapidissimo, arrivando a produrre ibridi che poi, un po' come è avvenuto con il pioppo, una fase prorompente iniziale con tantissimi ibridi diversi, poi si sono selezionati degli ibridi più o meno performanti, e quindi prima di tutto i cinesi hanno cominciato a coltivare da loro gli ibridi. Dalla Cina questi ibridi sono andati in tutto il mondo, alcuni sono stati registrati in modo anche un po' truffaldino, visto che la Cina non poteva registrarli perché non faceva parte degli organismi internazionali del libero commercio, e quindi qualcuno gli ha fregato i cloni e se li ha registrati per sé. Il famoso Cotevisa 2, di cui dopo parleremo, fa parte di questi, quindi un clone cinese registrato da degli europei, e a un certo punto anche gli europei hanno cominciato a fare le loro selezioni. Insomma, oggi in Europa e in Italia ci sono molti cloni, e con questo appezzamento abbiamo voluto fare un primo test per cominciare a capircene qualcosa, perché anche nella nostra regione si è piantato in una prima fase una specie selvatica, Paulovnia tomentosa, e poi a partire dal 2010-2011 si è cominciato a vedere arrivare varie piantagioni di cloni che, fra l'altro, se guardiamo dal punto di vista, diciamo, della correttezza legale, potremmo anche dire, erano delle piantagioni che non avrebbero nemmeno potuto essere realizzate, perché secondo la nostra normativa quei cloni non erano stati ancora registrati nel registro nazionale dei materiali di base, e quindi non avrebbero potuto, fin tanto che non ci fosse quella registrazione, essere commercializzati. Fatto sta che per molti anni molte aziende più o meno consapevolmente hanno piantato liberamente in Italia, e oggi ci sono migliaia di ettari di piantagioni nel nostro paese. Quindi, che sono fuori legge. Che sarebbero, dopo su questo ci sarebbe comunque da discutere, ma dopo questo lo lascio a te perché non è proprio la mia materia. E quindi Veneto Agricoltura ha ritenuto, secondo me molto responsabilmente, di finalmente mettere insieme alcuni cloni. E cosa abbiamo fatto? Qui ci sono queste 7 cloni, 4 sono cloni già commercializzati in Italia, 3 sono cloni che ci sono stati forniti dalla Chinese Academy of Forestry cinese come cloni promettenti per essere poi introdotti nell'ambiente nostro, visto che i nostri referenti della Chinese Academy of Forestry sono persone cinesi che conoscono molto molto bene il nostro paese e le nostre condizioni in particolare climatiche. Ecco, e non so se in cartellina hanno lo schema, nessuno, non è stato messo, vero Anna? Allora vi faccio vedere brevemente, c'è questo, e dopo passiamo alle cose di Piero. Questo è lo schema, praticamente alle mie spalle c'è uno schemino simile a quello che avete visto per il pioppo. Sono 3 ripetizioni in blocchi randomizzati di 3x3 piante, quindi per ognuno dei cloni ci sono 27 alberi e ci sono 3 isolette. Anche qui il perimetro è stato fatto
non tenendone conto nello schema sperimentale per togliere poi l'effetto margine, che è importantissimo per tutte le specie perché hanno molta più luce e meno competizione, e quindi all'interno ci sono particelline di 3x3 e tenete conto che appunto 2 anni dopo la piantagione, quindi il materiale che vedete ha 4 anni di fusto e 5 anni di vita, perché normalmente la paulonia, contrariamente al pioppo, non si pianta da stone, si pianta da piantine erbacee di 20-30 cm di altezza, che vengono alla fine del primo anno riceppate, tagliate alla base, in modo da provocare l'emissione di un vigorosissimo pollone, che nel caso dei terreni migliori, il pollone che viene selezionato nel secondo anno si sviluppa per 5-6 metri di altezza, ed è sostanzialmente questo palo che voi vedete fino al primo cambio. Ecco, questo è il pollone ricacciato nel secondo anno. Ora, questo mi dimostra, visto lo sviluppo che abbiamo avuto qui, che tutto sommato questo terreno, pur non essendo ottimale, diciamo, non era male per poterci fare delle paulonie, anche se poi andiamo a vedere il loro apparato radicale è completamente diverso da quello che sarebbe in natura, perché non approfondendosi nel suolo perché trovano l'acqua, è un apparato che diventa superficiale, molto innaturale per la paulonia e fra l'altro molto destabilizzante. Infatti abbiamo visto in molte piantagioni di questa zona che con i forti temporali estivi le paulonie si capottano completamente, proprio perché non hanno l'apparato che va a radicarle profondamente. Ecco, quindi questo è lo schema. E dopo, se vorrete, finito, prima di andare via, magari andiamo a farci 2 passi in mezzo. Vi dicevo che purtroppo nel secondo anno c'è stata una tromba d'aria che ha passato via in questa direzione e ha atterrato, mi pare, 30-40% delle piante. Per mantenere lo schema sperimentale, le piante sono state proprio sradicate, proprio non avendo il fittone giù, sono state sradicate. Allora abbiamo scavato sotto alla ceppaia che era stata sradicata, che restava agganciata al suolo con una parte delle radici, abbiamo raddrizzato la pianta e l'abbiamo intestata in modo da tenerla comunque viva e non doverla controventare, e la primavera successiva è stata riceppata, e quindi adesso quelle piante che hanno avuto questo grosso disagio hanno 2 anni e ovviamente non si comportano come le piante della prima piantagione, però era anche per mantenere un pochino lo schema, quindi, come ripeto, vedete del materiale un po' traballino, ecco. E alla fine adesso proprio Doriano mi dava prima, mi ha mandato nei giorni scorsi i dati, cominciano a essere interessanti, e cominciamo ad avere al 4º anno dati sull'altezza totale e sul diametro, e si cominciano a vedere delle informazioni interessanti sul comportamento che hanno questi diversi cloni. Ecco, tutti questi dati potranno essere eventualmente utilizzati anche per il percorso che si sta facendo a scala nazionale di messa in ordine, diciamo, regolarizzazione di questa specie di clandestino che è la paulonia, ma non tanto la paulonia come specie. Per esempio Paulovnia tomentosa, nessuno mette in discussione che si possa coltivare in Italia, ma i cloni, cioè i materiali che dovrebbero servire per l'arboricoltura da legno. E allora qui adesso passerei non solo per la parte, diciamo, più giuridico-legale, amministrativa, ma anche per un commento sulla parte agroforestale a Piero Paris, che è ricercatore del CNR. Grazie Giustino, mi sentite? Volevo ringraziare in primis Veneto Agricoltura e i colleghi di Università di Padova per questa giornata, e anche per la giornata di ieri a cui non ho partecipato per motivi familiari. Faccio i complimenti a tutti voi per l'ottimo lavoro che avete svolto, e complimenti a voi che ci state ascoltando. Vedo molte persone giovani e questo mi fa molto piacere. Io lavoro sull'agroforestry da molti anni a questa parte e ho fatto molta fatica a vedere dei risultati concreti, per cui ciò che ho visto oggi e che ho già visto precedentemente mi conforta molto, anche a beneficio della ricerca italiana che sta facendo passi molto importanti a livello nazionale e internazionale nel campo dell'agroforestazione. Mi presento, Piero,
anagraficamente Pierluigi Paris, CNR, Consiglio Nazionale di Ricerca, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, a Porano, che è un comune umbro limitrofo ad Orvieto, quindi vengo dall'Italia centrale. Arrivai all'istituto di Porano quando si chiamava Istituto per l'Agroselvicoltura, ecco il motivo per cui mi occupo di agroforestry o agroforestazione. E per quanto riguarda la Paulonia, ho iniziato a lavorarci circa 20 anni fa, sempre in collaborazione con Giustino, con una tesi di dottorato, non sui cloni ibridi che stiamo vedendo in questo impianto, ma su cloni di linee parentali non incrociate, e i risultati non furono estremamente interessanti in quel periodo. Ho riniziato a lavorare sulla Paulonia più recentemente, quando sono entrato a far parte del gruppo di esperti tecnici del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, o del MADAF, e inizialmente con un certo scetticismo, e su cui poi mi sono velocemente ricreduto. Un anno fa, entrando a far parte di questo organismo, mi è arrivata la tegola di una lettera di un avvocato che voleva avere informazioni sulla registrazione del clone Cotellisa 2, che è un clone originariamente prodotto in Spagna e estremamente diffuso in Italia. Ci sono circa 1000 ettari di piantagioni di clone Cotellisa 2 distribuiti dalla pianura padana meridionale fino giù al sud Italia. E quindi un anno fa ho iniziato a lavorarci e ho visionato diverse piantagioni che mi hanno veramente sorpreso molto positivamente, perché ho visto cose che dall'89 che lavoro sull'agroforestazione, sull'arboricoltura da legno, non avevo mai visto, soprattutto nell'ambito dell'Italia peninsulare, dove le condizioni stazionali sono molto differenti dalla pianura padana. Ho visitato diverse piantagioni commerciali del clone Cotellisa 2 con piante di 6-7 anni che erano ormai arrivate a maturità, pronte per il taglio, con diametri superiori ai 25 cm e con un fusto colonnare molto regolare, uniforme su superfici significative, per lo più piantagioni di 2 ettari, 1 ettaro, fino a 10 ettari, però estremamente regolari e estremamente pronte per essere tagliate per alimentare industrie interessate all'utilizzazione di questo legno, che sembra essere estremamente promettente. Parliamo di Italia peninsulare con problemi di disponibilità idrica, e tutte le piantagioni che ho visitato non avevano impianti di irrigazione permanenti. In alcuni casi c'erano impianti di irrigazione di soccorso, per cui ho potuto valutare che, messa nelle condizioni stazionali opportune, con un terreno sufficientemente profondo, la Paulonia riesce a crescere egregiamente, producendo un legno di ottima qualità. E per contraddire un po' Giustino, conoscendo quello che è la burocrazia ministeriale, alla fine, nel giro di un anno, siamo riusciti ad arrivare a un decreto che dovrebbe essere pubblicato nelle prossime settimane sulla Gazzetta Ufficiale come registrazione del clone Cotellisa 2 come clone qualificato, se non sbaglio, adesso non vorrei confondere, quindi è il primo step di registrazione dei cloni, che ci permette di regolarizzare la situazione illegale che si era creata negli ultimi anni. Quindi siamo riusciti a
ottenere un risultato tecnicamente interessante. Per cui da questo momento in poi si potrà soprattutto tagliare gli impianti che sono ormai maturi e poter commercializzare il legno secondo gli standard di certificazione forestale. Un altro aspetto che mi ha molto positivamente impressionato è che è possibile fare sulla ceppaia delle piante tagliate più cicli di coltivazione, quindi a differenza di quello che avete visto stamattina per il pioppo, una volta tagliata il tronco e rimasta la ceppaia, si può far ricacciare i polloni, selezionare il migliore e ottenere un secondo ciclo di coltivazione da ceduo per legname da lavoro. Per cui questo è un ulteriore vantaggio sia dal punto di vista economico, perché non ci sono i costi di espianto, di impianto, ma anche dal punto di vista ambientale, perché non si viene a disturbare il terreno e quindi si favorisce l'accumulo del carbonio nel suolo. Quindi la Paulonia è una specie con importanti vantaggi su quello che è il carbon farming, su cui si sta lavorando a livello sia europeo che nazionale per la certificazione dei crediti di carbonio, con remunerazione per i servizi ecosistemici da parte degli agricoltori a favore dell'ambiente. Io non aggiungerei altro. Se avete specifiche domande siamo qui io e Giustino a disposizione. I requisiti termici della pianta. Prego? I requisiti termici, le temperature minime. Adesso dunque, per quanto riguarda i requisiti termici, come ha detto Giustino, proviene da un clima subtropicale. Ma quindi poi la temperatura di morte. adesso non me lo ricordo, dovrei riguardarmelo. Se vuoi posso rispondere io a questa domanda, Piero? Sì. Allora, non abbiamo parlato degli aspetti botanici. Parlando di Paulonia, noi partiamo fondamentalmente da 3 specie. Quella che abbiamo introdotto in Italia, a partire anche noi dalla prima metà dell'800, Paulovnia tomentosa, che è la specie che sopporta di più il freddo, si arriva fino a meno 18, meno 20, difatti la si trova nei viali a Pechino, che per chi conosce un po' la Cina è tutt'altro che una città calda, d'estate poi clima molto continentale, quindi estati caldissime e inverni freddissimi. Nel nord praticamente è la stessa che poi è stata introdotta in Giappone, dove è ampiamente diffusa come specie nativa. Paulovnia tomentosa, quindi si arriva fino vicino a meno 20. Poi le altre 2 specie fondamentali che vengono utilizzate anche per tutte le ibridazioni sono Paulovnia fortunei, che è la più subtropicale. Paulovnia fortunei meno 5, meno 6 entra già in crisi, e Paulovnia elongata, che è l'ibrido naturale tra le 2 prime specie, che però è fertile e quindi si è stabilizzata praticamente come specie, anche se deriva dall'ibridazione, e sulla Fortunei si arriva intorno a meno 10, meno 12. Ecco. Gli ibridi vengono ottenuti incrociando tra di loro queste 3 specie principali più altre specie. Ho visto recentemente, per esempio in Germania, presso una stazione di ibridazione molto importante, altre specie di Paulonia che vengono introdotte per altri caratteri, per esempio resistenza alla siccità e così via. Ecco, quindi poi ogni ibrido ha un suo range, ma diciamo che da noi, fra l'altro, dove un tempo potevamo temere ogni 20-30 anni minimi assolute invernali fino a meno 18-19, ci ricordiamo il 29, il 56 e l'85 come gli ultimi 3 anni freddissimi del nord Italia. Adesso cominciamo a vedere le piantagioni di ulivo in pianura, perché ormai ci rendiamo conto di essere scivolati qualche 500-600 km a sud, insomma. Non per dire che deve essere sottovalutato, nella scelta del clone bisogna guardare per quali minimi assoluti è in grado di sopportare, ma diciamo che oggi gran parte degli ibridi più diffusi a livello mondiale possono essere tranquillamente coltivati nella pianura padano-veneta. Volevo aggiungere
un'informazione molto importante è che al momento la paulonia è immune da qualsiasi patogeno, quindi la coltivazione non richiede nessuna applicazione di prodotti per il controllo di patogeni. Questa è la situazione attuale. Poi nel proseguo della coltivazione è plausibile che possono arrivare, però al momento abbiamo questo grosso vantaggio che non sono richieste alcun tipo di trattamento, quindi un grosso favore, un grosso vantaggio. Inoltre può essere sensibile alle grandinate, ha delle foglie molto grandi in fase giovanile, però dalle esperienze che ho potuto vedere si riprende molto facilmente da questi danni. E un altro aspetto rilevante è che la coltivazione, la potatura è estremamente semplice. Forse tu hai detto che il pollone del tronco lavoro si forma al secondo anno. Io ho visto delle piantagioni in cui si forma nel primo anno. Nel primo anno si arriva a 4-5 metri, poi si allunga. Si allunga successivamente, ma il tronco di lavoro si forma nel primo anno con delle scacchiature piuttosto frequenti, ma molto semplici da svolgere anche per persone non competenti. Sì, allora qui va data un'ulteriore specificazione, Piero. La prima specie che è stata coltivata da noi è stata Paulownia tomentosa. Paulownia tomentosa ha come tutte le paulonie, ha un accrescimento di tipo simpodiale, cioè la distinzione tra monopodiale e simpodiale: le specie monopodiali allungano il getto dell'anno con una gemma che si forma all'apice e poi allunga. Le specie invece simpodiali, come la Paulownia, la gemma apicale non si forma perché o abortisce o si evolve nell'infiorescenza, e quindi il problema è che alla fine non riesci ad avere un fusto ben diritto, perché se alla fine di ogni anno tu hai una forcella che si apre. Nel caso di Paulownia tomentosa questo è stato risolto riceppandola dopo il primo anno e di fatto facendo il fusto da lavoro con il ricaccio del secondo anno. Tutti gli ibridi che sono stati invece selezionati hanno dentro, come si dice, sangue, insomma una componente di elongata, lo dice il nome, o di fortunei. E lo vedete molto bene su questo albero che avete davanti, dove vedete che alla fine il fusto si allunga in modo quasi perfetto nel secondo anno. Ecco, perché fra l'altro potete contare gli anni: primo anno, secondo anno, terzo anno, quarto anno, lo vedete molto molto bene. Questo fa sì che, come ha detto Piero, si possa non fare la riceppatura, ma allungare la pianta come fate normalmente con il pioppo, con il noce, con il ciliegio, cioè utilizzando la caratteristica di essere specie ad accrescimento monopodiale. Quindi questo è un carattere interessante. Voglio tornare invece su una cosa che preoccupa molto anche dal punto di vista proprio normativo, che è quello della invasività. I cloni ibridi sono di fatto sterili. Ecco, lo vedete qui, dove normalmente se fosse Paulownia tomentosa al terzo anno sarebbe tutta a fiore, e qui se voi guardate non vedete i fiori. Fra l'altro si formano nell'autunno prima della caduta delle foglie, sono delle pannocchie molto molto evidenti, e i bottoni fiorali sono già ben evidenti in autunno prima della caduta delle foglie. Ecco, quindi voi potete girare tutta la piantagione e non vedete un fiore. Quindi questo adesso dovrebbe ulteriormente tranquillizzare, perché se utilizzeremo i cloni ibridi non dovremo avere neanche il lontano rischio che la pianta possa comunque scappare dalla coltivazione e occupare l'ambiente naturale. Vista l'ora, Giustino, se avete delle... una cosa, che è anche una pianta mellifera. Sì, ma non quelle ibride, perché non fioriscono più, Piero. No, fioriscono. No, ma praticamente guarda, adesso lo vediamo qui, gran parte degli ibridi non hanno il valore che potrebbero avere invece le specie selvatiche native, insomma. Quindi questo non si riesce ad avere tutto quello che potrebbe darci di buono.
Non so se c'è qualche domanda, se siete tutti affamati, infreddoliti, eccetera. Una domanda veloce, chi compra i fusti e se ci sono lavorazioni del terreno da fare? No, allora durante la coltivazione assolutamente non si fa nessuna. Ecco, per chi compra i fusti dovete pensare che l'Italia è all'inizio del ciclo, però è interessante, noi per esempio qui nel Veneto adesso abbiamo le piantagioni che cadono al taglio, c'è una grossa segheria della pianura friulana che acquista tutto quello che, sempre che abbia certi diametri e certe caratteristiche, acquista tutto, forniscono legname in particolare per lavorazioni molto pregiate in Austria, aziende che producono per esempio snowboard o tavole da surf, e ecco, quindi cioè la caratteristica di leggerezza, flessibilità, stabilità è molto apprezzata. Chiaro che finché ne hai qualche centinaio di metri cubi all'anno va ben così, se cominci a dire ho 10.000 metri cubi, e allora qui è molto interessante. L'ultima cosa che ho visitato in Germania, stanno proprio lavorando nella prefabbricazione per le case, ecco, quindi molto interessante per quello. No, per quanto riguarda il mercato, vedo per quello che ho visto io, c'è un polo nelle Marche che è molto interessato al legno di Paulonia per l'industria degli yacht e dei caravan, per quanto è un legno molto leggero ma anche resistente e estremamente adatto a questi usi dove la leggerezza ha un grosso valore. Tra l'altro mi dicevano che proprio per i cambiamenti geopolitici molto legno che è tropicale adatto a questo uso non arriva più in Italia, e quindi stanno cercando di avere materiale di provenienza nazionale, e la fretta di certificare deriva proprio da questo interesse da parte dell'industria di poter utilizzare legno certificato per le proprie necessità. E, come ho detto, io ho lavorato molto sull'arboricoltura del noce e del ciliegio, avevo ottenuto anche risultati interessanti da piantagioni sperimentali, ma poi alla fine c'era il problema che il legno non interessava a nessuno, quindi abbiamo un mercato che dà dei significativi possibilità di commercializzazione. Allora direi ultimissima cosa, perché sennò siete venuti fino a qui e poi non vedete niente. Adesso vi faccio vedere i due cloni che stanno dando i risultati migliori. Uno si chiama C125, viene commercializzato in Italia da una grossa azienda della Romagna, la Battistini Vivai, e è un clone sostanzialmente libero, non è protetto da un brevetto, è un po' come il Cotevisa, cioè sono cloni che sono arrivati. Cotevisa è stato poi protetto da un'azienda che si chiama Cotevisa 2, ma lo stesso materiale lo si trova libero in tutto quanto il mondo. C125, quel C sta per China, è un clone che è stato messo a punto proprio dalla Chinese Academy of Forestry e poi è libero in tutto il mondo. Battistini lo commercializza con un suo nome aziendale, ma non è patented, diciamo. Mentre l'altro che vi faccio vedere si chiama Phoenix 1 ed è stato selezionato in Germania da una società che è nata come spin-off di un'università tedesca. Questa società si chiama WeGrow e è uno dei cloni più promettenti in questo momento in Europa. Fra l'altro è un clone che ha un'alta resistenza per le basse temperature, tant'è che adesso viene piantato sistematicamente nelle aree più favorevoli anche della Germania. Ecco. E quindi se volete un attimino solo ve li faccio vedere da vicino e così li potete un attimo apprezzare, e vi dico una o due cose interessanti di ciascuno di questi due cloni, ma proprio 5 minuti perché penso che poi il nostro tempo è finito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo è il blocco di C125. Come vedete, lo si vede già qui, ma poi i dati che mi ha dato i colleghi di Veneto Agricoltura lo confermano. È il clone che ha dato i migliori risultati per quanto riguarda l'incremento
di diametro, è il 4º anno, quindi siamo molto all'inizio. E cosa interessante, il vento del Fortunale di 2 anni fa ha abbattuto in modo sistematico tutti gli altri cloni, nessuna pianta di C125 è andata a terra. Quindi vuol dire che riesce ad avere un apparato radicale che lo radica molto meglio al suolo. Erano le più grandi eppure non sono state abbattute, quindi questa è una caratteristica interessante di resistenza al vento. Ecco. Poi per quanto riguarda l'architettura della chioma, se guardate, adesso qui diciamo un po' le stesse cose che abbiamo detto anche per quanto riguarda il pioppo. Diciamo che non c'era qui nell'azienda di Sasserami un'esperienza nella potatura della Paulonia. Diciamo che in termine tecnico è stato fatto uno scamollo, cioè si sono tolti i rami in modo sistematico, diciamo adesso col senno di poi si è potato eccessivamente in altezza e forse si è ritardato un po' troppo nel togliere alcuni nodi, però questo è inevitabile quando si prende la mano, si cominciano a fare le cose. In ogni caso questo è abbastanza poco influente, perché qui non è che dovevamo fare una produzione di qualità, volevamo soprattutto vedere il comportamento relativo di uno rispetto all'altro per quanto riguarda la resa produttiva della pianta. Ecco. Comunque la cosa che vi volevo sottolineare nell'architettura della chioma è che, come vedete, C125 ha un angolo di inserzione dei rami piuttosto aperto, come certi cloni MSA che avete visto prima. Adesso passiamo invece a Phoenix 1, che ha una storia completamente diversa. Questo è Phoenix 1. Allora, come vedete, intanto alcune piante sono state abbattute. La terza fila sono andate giù tutte, il vento è arrivato, le trombe d'aria cambiano da metro a metro. Quello che fanno, guardate i tetti delle case quando passano nei centri abitati, una casa è tutta a posto, l'altra casa gli ha portato via tutti i coppi, quindi è passata proprio lì, vedete un punto in cui è entrata, quindi ha dimostrato di essere sensibile al vento. Una cosa però molto interessante che potete ben apprezzare guardando la chioma è che ha un angolo di inserzione dei rami molto stretto. Questo permette nelle piantagioni di poter fare dei sesti più fitti, ma è estremamente interessante se noi le usiamo in agroforestry, perché vuol dire che ci troviamo con delle chiome molto più strette che quindi hanno meno tendenza a espandere la fascia fortemente ombreggiata. Ecco, quindi è una forma quasi fastigiata, insomma, del portamento, ed è stato proprio un carattere che è stato volutamente selezionato. Come vi dicevo, questo è stato messo a punto da questa startup tedesca e adesso viene commercializzato in tutto il mondo. Loro hanno un modello di business molto interessante. Per esempio in Spagna loro comprano migliaia di ettari di superficie e si fanno le loro piantagioni, perché hanno visto che nelle zone più favorevoli, con buona dotazione idrica di fondovalle della Spagna, gli dà delle rese estremamente interessanti. Nel resto invece d'Europa loro lo commercializzano e però tendono a fare contratti dove ti acquistano già completamente il prodotto, perché loro adesso si stanno orientando tantissimo verso il settore della prefabbricazione edilizia, fanno dei pannelli molto innovativi per la prefabbricazione edilizia e quindi gli interessa avere già il contratto e se lo acquistano già con grande anticipo. Ecco. Quindi qui avete 2 dei 6 cloni che si stanno vedendo. Non vi faccio vedere Cotevisa sia perché è stato piantato più tardi, sia perché poi non lo possiamo raggiungere, c'è il canale in mezzo. Ecco. Il resto si stanno studiando, compresi questi cloni cinesi che non sono minimamente brevettati, che però ci danno anche un'idea dell'orientamento della selezione genetica che sta avvenendo a livello internazionale. Io direi che se non c'è altro da aggiungere da parte di Piero, qualche domanda da parte vostra, o qualcuno degli amici di Veneto Agricoltura che volesse dire 2 parole in chiusura? Sì, faccio un saluto finale, basta. Allora, qua. Pronto, passo? Allora, a me è l'onere di dare liberi tutti. L'ora direi che anche perché la mattinata è stata impegnativa anche climaticamente, ringrazio tutti della partecipazione e anche della resistenza. Penso che questa mattina si siano sentite, siamo stati in grado di veramente
trasmettere nuove informazioni e il quadro della giornata di ieri e di quella di oggi, che è tutto poi disponibile, perché i video e gli audio che sono stati registrati saranno poi mantenuti disponibili per tutti, è una mole di informazioni importante sul tema dell'agroforestry in generale e su alcuni focus che avete potuto poi approfondire nella giornata di ieri e di oggi in campo. Vi ringrazio ancora e spero di rivedervi nelle future occasioni di dimostrazione che sicuramente caratterizzeranno questa azienda. Noi andiamo avanti, qualcuno ieri ha detto è il caso di continuare, la risposta è sì, noi continuiamo a sperimentare, stiamo piantando ancora con modelli leggermente diversi, facendo tesoro dell'esperienza e mano a mano il nostro compito sarà quello di trasmettere il massimo dell'informazione con il massimo della trasparenza e anche dell'equidistanza fra mercato, ricerca e divulgazione. Quindi vi ringrazio ancora e buona giornata, buon sabato a tutti. No, avete parlato dell'AIAF? No. E qui però chi deve parlare? No, tu io e Giustino stiamo uscendo da consiglio direttivo, però vabbè, tolgo il berretto di Veneto Agricoltura. Sappiate che in Italia c'è un'associazione italiana per l'agroforestazione, è un'associazione che ha rinnovato di recente il suo consiglio direttivo, è ovviamente aperta a tutti, è un'associazione di appassionati che vuole riunire ricercatori, funzionari, tecnici e soprattutto vorrebbe riunire agricoltori, quindi chi di voi è interessato sia sui social che su internet la potete trovare e il contributo di tutti è molto ben accetto.